Dicevo, appunto, volevo affrontare in via preliminare due questioni di carattere organizzativo. Una alla luce del suo decreto con il quale ha sospeso la pubblicità del dibattimento e un altro relativamente al precedente decreto con il quale ha formulato, diciamo così, il nuovo calendario del dibattimento. Cominciamo dall'ultimo, forse perché è più attuale. Onestamente io non credo che sussistano le ragioni che giustifichino il suo provvedimento, Presidente, perché, come dire, qui si è creata quasi una situazione bizzarra. Lei ricorderà che quando si manifestò la pandemia lei era intenzionata a celebrare il processo comunque, soltanto disponendo lo spostamento da Piazzale Clodio a queste aule di Rebibbia, dove gli spazi sono certamente ovviamente più ampi e quindi consentono quella sorta di distanziamento che all'epoca sembrava assolutamente indispensabile. Ora che la situazione generale sembra avviata verso una seppur lenta, seppur macchinosa normalizzazione, lei invece ritiene di celebrare il processo senza il pubblico, senza la pubblicità. Faccio rilevare che normalmente, lo abbiamo visto nelle precedenti udienze, il pubblico non è mai stato particolarmente numeroso, anche perché fuori di Casa Monica ne sono rimasti veramente pochi e quindi quei pochi che hanno deciso di seguire il processo, perché altro non erano che parenti degli imputati, si contavano veramente sulle dita di due mani. Ma a prescindere da questo, che è un fattore contingente, qui stiamo discutendo, diciamo così, del principio. Io credo che abbia scelto lei un momento sbagliato per un provvedimento grave, perché la sospensione della pubblicità di un dibattimento in un regime liberale democratico quale è il nostro è un provvedimento particolarmente grave e non è un caso che voi emettete sentenze in nome del popolo italiano e quindi per principio al popolo italiano, ancorché un popolo di serie B, quale sembrerebbe essere considerato quello appartenente alla genia dei Casamonica, dei Di Silvio e degli Spada, deve essere consentito di esercitare quel controllo di libertà, di legalità nello svolgimento del procedimento, con il che non sto mettendo in dubbio o insinuando che questo non avverrebbe senza il pubblico, perché quel controllo viene esercitato anche attraverso la presenza dei difensori e perché è libera di non credermi, ma non mi sognerei minimamente di pensare che questo fosse il disegno del Tribunale. Su questo credo che non debba spendere altre parole, ma qui stiamo discutendo di un principio e quindi il principio prescinde dalle situazioni contingenti. E allora io la prego, poi in ogni caso quelle ragioni di igiene, e attenzione, non vorrei che si confondesse igiene con ragioni sanitarie, che sono due cose diverse. La sospensione prevista dal 572, 472, mi pare che parli solo di igiene, non di esigenze di carattere sanitario. Ma a prescindere da questo, la zona riservata al pubblico è distante almeno 40 metri dal pretorio e un po' meno dai banchi della difesa, ma comunque è situata ad una distanza tale
da non mettere in discussione sicuramente l'igiene, ma mi permetto di dire nemmeno le esigenze di natura sanitaria. Peraltro, se noi siamo costretti a questa mascheratura con mascherine, guanti e quant'altro, è cosa che si può imporre a chi voglia assistere al processo, garantendo attraverso questo espediente, questo strumento, appunto di preservare quelle ragioni di igiene che secondo la sua valutazione giustificherebbero un sacrificio così importante come la pubblicità del dibattimento. E questo è un primo problema, quindi formulo istanza formale perché venga revocato questo divieto di assistere al processo da parte del pubblico. Un secondo problema, e qui faccio seguito, faccio eco ad una iniziativa dell'avvocato Mario Giraldi che mi ha autorizzato di anticipare questo tema. L'avvocato Mario Giraldi ha predisposto una istanza rivolta al Tribunale che molti di noi, mi auguro tutti, ma comunque molti di noi, io, l'avvocato Ippolito Naso e tanti altri avvocati stamattina presenti, abbiamo sottoscritto per adesione, con la quale istanza le rappresentiamo che il calendario capestro e i ritmi, soprattutto giugulatori, con i quali il Tribunale vorrebbe condurre il dibattimento, noi ci rendiamo conto che abbiamo perso 2 mesi e quindi 7, 8, 10, 12 udienze, quelle che sono state o che sarebbero state, però non viviamo solo del processo Casa Monica, noi siamo dei liberi professionisti, lavoriamo, voi siete liberi di non crederci, io esco da casa la mattina alle 6, 6 e un quarto, rientro a casa la sera alle 9, alle 9 e mezza, il che totalmente rincretinito e sono oggetto dei lazzi e delle prese in giro dei miei congiunti, si dice così adesso, congiunti, ci è stato spiegato il concetto e quindi voglio dire, noi non ci possiamo permettere il lusso di passare 9, 10 ore in quest'Aula per 2, 3 volte la settimana o comunque per i tempi e le cadenze che si ricavano dal calendario delle udienze prossime che lei ha avuto la bontà di farci notificare. Quindi noi, io almeno ho un calendario. Sì, no, pensavo che facesse riferimento a qualcosa di recente. Allora io le dico che dobbiamo trovare una soluzione di compromesso, Presidente, mi auguro ragionevolmente, in piena collaborazione, e in quel caso lei potrà contare, parlo credo a nome di tutti, non per autorevolezza ma per anzianità, credo di essere, a parte l'avvocato Giannone, sei più giovane, allora credo di essere uno dei più anziani avvocati del collegio e quindi posso tranquillamente garantirle piena collaborazione da parte del collegio di difesa, ma la invito a rivedere soprattutto i tempi delle udienze. Noi possiamo arrivare alle 13:30, alle 14 in determinate situazioni, non possiamo fare qua in quest'Aula le 16, le 17, le 18, le 19 come in altre occasioni è successo, perché, le ripeto, lei sarà libera di non crederci, ma non abbiamo da badare solo al processo Casa Monica
e lei sarà libera di non crederci, ma guardi che il processo Casamonica per la gran parte di noi è un processo che, come dire, facciamo per spirito di servizio, se le piace l'espressione, per tigna, perché crediamo nella nostra funzione, nella funzione indefettibile dell'avvocato difensore, perché pensiamo che senza la nostra fattiva presenza la vostra opera, ogni vostra iniziativa, ogni vostra decisione non sarebbe legittima, non sarebbe legittimata. Intanto il vostro operato riceve credibilità in quanto sia oggetto di controllo assiduo, rigoroso, fattivo da parte della difesa. Laddove non c'è difensore e c'è solo il giudice, siamo in presenza di regimi autoritari e questo per fortuna ancora non lo è, ma probabilmente grazie alla presenza dei difensori. Quindi la invitiamo a rivedere quel calendario, perché altrimenti potremmo essere costretti ad assumere iniziative clamorose, quali quelli di rinunciare alle difese di queste persone, e poi vi farete il processo con i difensori di ufficio. Sulle istanze presentate dalla difesa, rilevato quanto all'istanza di revoca del provvedimento collegiale assunto in data 7 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 472,3 Codice di rito, rilevato che tale provvedimento è stato assunto in via prudenziale sulla base delle previsioni di cui all'articolo 83, commi 7 lettera E, commi 7 lettera E e 12 decreto legge numero 18/20, convertito con modificazioni nella legge 27/20 e del provvedimento organizzativo assunto dal Presidente del Tribunale in data 20 aprile 2020 per la disciplina delle attività di trattazione delle udienze in costanza di emergenza epidemiologica e al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19. Tanto premesso, il Tribunale si riserva di revocare il provvedimento non appena sarà in grado di effettuare uno studio di fattibilità sul numero delle persone diverse dalle parti che possono avere accesso all'interno dell'Aula, in
considerazione della struttura della medesima, degli spazi logistici di ingresso e di uscita, e del numero dei posti di seduta che possono essere in concreto assicurati al pubblico nel rigoroso rispetto delle regole del distanziamento sociale e delle prescrizioni igienico-sanitarie disposte dalle leggi e dai provvedimenti governativi. Quindi massima apertura del Tribunale, dateci il tempo però di verificare in concreto se possiamo, come abbiamo fatto per la parte destinata a voi, insomma, a sistemare dei posti per il pubblico. Ovviamente il Tribunale, pur adottando in futuro, speriamo a breve, un provvedimento di revoca, si riserverà evidentemente di rivalutare la situazione qualora dovessero, diciamo così, presentarsi per l'accesso all'udienza un numero di persone che sia eccessivo rispetto a quelli in concreto accoglibili. Questo lo dico così fuori ordinanza, diciamo, ovviamente. Vuole esprimere il suo parere, Pubblico Ministero, su queste istanze? Ma sì, Presidente, io rinnovo i pareri che ho sempre espresso su istanze di questo tipo per imputati dei delitti associativi o dei delitti aggravati dal 416 bis.1, esprimendo parere contrario. Va bene, il Tribunale si riserva. Allora, dovevamo ritornare sul capitano Lo Iacono? Possiamo far entrare il test? L'altra volta era messo lì, vero? Sì. Buongiorno. Allora, buongiorno. Allora, lei è sempre sotto l'impegno di dire la verità che ha assunto fin dalla sua prima udienza. Funziona il microfono? Ok. Allora, basta che dice nome e cognome per la registrazione. Saverio Lo Iacono. Va bene, in atti già generalizzato. Prego, Pubblico Ministero. Grazie Presidente. Capitano, buongiorno. Buongiorno. Senta, proseguendo con l'esame interrotto all'udienza del 5 marzo 2020, vorrei passare velocemente al capo G dell'imputazione con riferimento al delitto in cui è persona offesa Checchi Fabrizio. Vorrei sapere se avete compiuto degli accertamenti per identificarlo. Sì, Checchi Fabrizio è stato completamente identificato perché è stato escusso a SIT da parte della Polizia Giudiziaria il 31 maggio 2016 e poi ovviamente c'è stata un'assunzione di informazioni da parte del PM il 3 aprile del 2017. Sì. Può dire quali sono le generalità di questo soggetto, se avete accertato di cosa si occupasse dal punto di vista lavorativo? Scusi, Pubblico Ministero, il capo di riferimento? J. J? Sì, ok. Sì. Checchi. Allora, lei è autorizzato alla lettura degli atti, in aiuto alla memoria.
Solo un secondo perché il computer lento, l'ho cambiato. Era titolare di una società che si occupava di intermediazione finanziaria, la Euralia SAS. La Euralia SAS con sede in Anzio, via delle Naiadi numero 26. Checchi Fabrizio è figlio di Leo Eulalia, anch'ella poi coinvolta, escussa a SIT. Il codice fiscale di Checchi Fabrizio. Vabbè, il codice fiscale ce lo possiamo risparmiare. Ci dice questa società di cui ha parlato lei dove era ubicata, cioè dove stava fisicamente, nel 2012 in particolare? Aveva in locazione un immobile di proprietà di tale Jacobucci, Louisiana, in Roma, via Chiabrera numero 112. Da accertamenti questo immobile era già occupato da Ranieri Noemi, che tra l'altro era affittuaria di un'altra unità d'ufficio in Roma, via Flavio Domiziano numero 9, una traversa della via Cristoforo Colombo. Ok. Senta, con riferimento a questa vicenda ho solo un'altra domanda. Vorrei sapere, facendo riferimento alle dichiarazioni di Fazzari, se avete accertato chi sia Davide Perronace, chi fosse. Sì, Davide Perronace è nato a Nettuno il 10 luglio del 74, residente ad Anzio, in via Cremona numero 2, con precedenti di polizia per associazione delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti, reati tributari e spaccio di stupefacenti. È rimasto coinvolto nell'operazione Gallardo del nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma. Il 21 marzo del 2018 è stato sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, la numero 10585 del 2014 RG GIP e 56169 2014 RG NR, emessa dal Tribunale di Roma, il GIP numero 40, in data 9 marzo del 2018 e non vorrei essere impreciso, ma dovrebbe tuttora essere agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda la posizione del Perronace, c'è un'imputazione a suo carico di cui l'articolo 73 di PR 309 del 90 per detenzione di almeno 4 kg di cocaina. È figlio di Perronace Nicola, nato a Guardavalle il 16 luglio del 43, con pregiudizi per associazione per delinquere di tipo mafioso, sequestro di persone e armi, unitamente ad altri esponenti della famiglia Gallace, con cui tra l'altro è legato da vincoli di parentela. Perronace Nicola è deceduto per cause naturali a Roma il 9 maggio del 2007. Il padre di Nicola, tale fu Perronace Domenico, è stato assassinato nel 1956. Mi ha detto è nato a Guardavalle. Sì. E dov'è Guardavalle? Catanzaro. Provincia di Catanzaro. Senta, passiamo alla vicenda relativa a Sanità Ernesto, capi K ed L. Dell'imputazione, Presidente, anticipo che all'esito dell'udienza farò una richiesta di acquisizione ex 512 delle dichiarazioni rese da Sanità Ernesto, essendo lo stesso deceduto. Documenteremo anche purtroppo l'avvenuto decesso. Allora, capitano, le faccio una domanda un po' ampia, inizi a dire che tipo di attività avete compiuto con riferimento a queste specifiche ipotesi di reato. K ed L. Allora, questo episodio è stato individuato inizialmente dagli appunti manoscritti resi da Cerreoni, dalla Cerreoni. Parliamo degli appunti del 5 agosto del 2005,
denominato Storia numero 3. 2015. Del 2015, 5 agosto 2015. Storia numero 3. Ci sono delle intercettazioni, nonché accertamenti documentali. Relativamente alle intercettazioni faccio riferimento a intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura EN 810 F Whisky in uso a Casamonica Guerrino, detto Chicco, il figlio di Casamonica Giuseppe. Su questa autovettura ha montato anche un sistema di rilevazione satellitare? Sì, intercettazione ambientale con sistema GPS. Faccio riferimento alle progressive 974 e 975 del RIT 8802-2015 del 7 febbraio 2016. Guerrino è a bordo del veicolo con una persona di sesso femminile a nome Sara, non meglio identificata. Alle 4:39 circa, ma la data l'ha detta, mi scusi, qual del era? 7 febbraio 2016, Okay. Guerrino a bordo della macchina con questa ragazza dice testualmente: sali tesoro, tanto a casa mia ho tutto quanto, ho film di tutto e di più. Poi aggiunge ridendo: no, mia madre la chiamo perché io il giorno sto sempre a casa là da mia madre, ma la sera io ho casa per cazzi miei, capito tesoro? Dopo qualche istante arrestano la marcia in via dell'Acqua Marcia e scendono dall'autovettura. A che altezza? L'altezza di quale civico di via dell'Acqua Marcia? Del civico 12. Ci sono poi intercettazioni telefoniche intercettate sull'utenza intestata ed in uso a Casamonica Guerrino, detto Chicco. Faccio riferimento all'utenza numero 333 28 60 820, che all'epoca era intercettata con il RIT 86 93 2015, e queste conversazioni sono avvenute con Cesare Bruni. Cesare Bruni, identificato perché è intestatario dell'utenza, nato a Roma il 14/10 del 61, è proprio residente a via dell'Acqua Marcia numero 12. In una prima conversazione del 29 aprile del 2016, progressiva 27626, Cesare Bruni parla con Guerrino, al quale dice al quale lo invita ad andare lì a via dell'Acqua Marcia per prendere la copia di una chiave. Poi si intende ed emergerà che sostanzialmente era stato sostituito il portone d'ingresso al palazzo e ovviamente i condomini avevano pagato tra l'altro anche la quota di Casamonica Guerrino. Le progressive sono la 27626 che ho appena citato e la 31944, sempre del RIT 8693 del 2015, del 18 maggio 2016. In questa seconda, praticamente Cesare Bruni dice: abbiamo cacciato 85 ore a testa, praticamente li abbiamo incacciati anche per te. Abbiamo fatto anche accertamenti documentali ed è emerso che dal 25 agosto del 2010 Casamonica Guerrino risultava intestatario della fornitura di energia elettrica attestata presso l'immobile sito in Roma, via dell'Acqua Marcia numero 12, scala E, interno 3. Da accertamenti anagrafici al Comune di Roma c'è stata un'evoluzione demografica in questo appartamento. Dal 10 maggio del 2007 risultava residente Sanità Ernesto, già vedovo di Pizzuti Ada,
nata a Roma, classe 1930 e deceduta il 9/11 del 2000, che era la assegnataria formale di questo appartamento, di questa casa popolare dell'Ater. In passato, e quindi fino al 10 maggio 2007, data del decesso, era residente in questo appartamento anche tale Primo Giovanni, figlio di Pizzutiada, nato ad Addis Abeba, Egitto, l'11/09 del 68. Era adottivo. È vivo? È deceduto il 10 maggio del 2007 a seguito di percosse. Dal 9 febbraio del 2009 risultava residente tale Aceti Tamara, nata a Roma il 9 agosto dell'84, che è sorella unilaterale di tale Casamonica Manolo, nato a Roma il 5 marzo del 1991, figlio, Casamonica Manolo, di Casamonica Guerrino, classe 51, un omonimo del nostro Guerrino detto Chicco, e Casu Patrizia, nata a Monterotondo il 3 maggio del 63. Aceti Tamara, quindi la persona che era residente in questo immobile, risulta essere stata controllata alle ore 13:12 del 24 agosto del 2008 in Olbia, provincia di Sassari, dal locale commissariato, mentre era a bordo della Ferrari modello F430 targato DJ923MM, unitamente a Casamonica Giuseppe, detto Bitolo, cioè il padre di Casamonica Guerrino, che all'epoca conduceva il veicolo Ferrari. Sempre in quell'appartamento dal 2 agosto del 2012 risultava residente Casamonica Concetta, detta Sonia, che sarebbe la sorella, sempre figlia di Casamonica Giuseppe detto Pitolo, sorella quindi di Guerrino, inteso Chicco. Oltre a lei anche la figlia della Concetta, che si chiama Antonio, Casamonica Antonio minore. Diciamo le generalità complete di Casamonica Concetta è nata a Roma il 18 giugno del 1994. E Antonio, figlio di Casamonica Concetta, è nato a Roma il 2 settembre del 2014. Ok, andiamo avanti. Sulla base di queste risultanze, il 26 maggio del 2016 Sanità Ernesto è stato sentito dalla Polizia Giudiziaria. Al di là del contenuto ha consegnato... Aspetti capitano, vorrei approfondire un aspetto. Quindi lei ha detto l'assegnataria formale era questa Pizzutiada, che era la moglie di Sanità, che poi lei muore il 10 maggio del 2007, poi lei dal 2009 in poi ha indicato una serie di elementi da cui risulterebbero residenti presso questa abitazione, se ho capito bene, dei soggetti comunque vicini alla famiglia Casamonica che non erano formali assegnatari. No, non erano formali assegnatari. Prima di passare proprio a Sanità Ernesto, vorrei sapere se le risulta che la Polizia Municipale abbia eseguito dei controlli presso questo immobile per capire qual era la situazione. Sì. Questi controlli da parte della Polizia locale nascono, perché stavo citando questa denuncia che Sanità Ernesto ha depositato da noi nel corso della discussione del 26 maggio del 2016, ed è una denuncia che Sanità Ernesto aveva presentato il 20 giugno del 2007 presso il commissariato di PS di Roma Sant'Ippolito. Questa denuncia poi viene fatta pervenire brevi manu
al direttore dell'Ater di Roma il seguente 13/09/2013. E la denuncia ha detto era del 20 giugno 2007. Era del 20 giugno del 2007. Quindi dopo 6 anni e mezzo. E sulla base di questa denuncia l'allora direttore dell'Ater chiese informazioni, chiese degli accertamenti alla Polizia di Roma Capitale, che rispose testualmente: in riferimento alla vostra richiesta, da vari sopralluoghi effettuati non è mai stato trovato nessuno nell'appartamento di cui in oggetto. Il signor Sanità Ernesto da circa 7 anni non risulta abitare all'indirizzo indicato, come dichiarato dal signor Lizzani Romolo, abitante dell'interno 1 dello stabile menzionato, mentre nessuno è stato in grado di riferire sulla signora Ceti Tamara, che come già detto non è mai stata trovata. Inoltre sul citofono e sulla cassetta postale è ancora riportato il nominativo dell'ultima assegnataria. Ok, poi all'esito, Presidente, ho una produzione documentaria in cui è ricompreso anche quest'atto, lo anticipo. Dicevo, poi il 28 marzo del 2017 c'è stata l'assunzione di informazioni di Sanità Ernesto da parte dell'ufficio di procura. Sulla base di queste dichiarazioni sono state delegate delle attività di indagine, il cui esito è stato relazionato e su cui posso riferire. In sintesi, dagli accertamenti delegati emerge questo, che in località Roma Tiburtina esiste la via Sante Bargellini, dove al civico 65 è ubicata la ferramenta Romana Serrature, specializzata in interventi di riparazione e aperture di porte e serrature. L'alloggio popolare di Via dell'Acqua Marcia, numero 12, scala E, interno 3, è posto al primo piano dello stabile ed al piano superiore in corrispondenza è ubicato l'interno 5, che è occupato dalla famiglia Bruni Cesare, il soggetto che ha avuto contatti telefonici con Casamonica Guerrino. Sono stati eseguiti accertamenti sul conto di tale Carbone Romeo nato a Roma il 28/04 del 72, è residente in via Carlo Giuseppe Gismondi numero 60 interno 6, che ricade in località Roma Pietralata, ovvero dove si trova via dell'Acqua Marcia. Dagli accertamenti eseguiti su Carbone è emerso che è stato più volte detenuto a seguito dei numerosi precedenti penali rilevati a suo carico, in ultimo poiché colpito da ordinanza di custodia cautelare numero 28411 del 2009 Regi GIP e 40672 2009 Regi NR della DDA, datata 22/01/2015 del GIP del Tribunale Ufficio GIP di Roma, nei confronti di 61 persone, tra cui vari esponenti della famiglia Casamonica. Si tratta dell'indagine convenzionalmente denominata Tulipano. Le imputazioni a vario titolo: traffico di sostanze stupefacenti, estorsione ed altro. In questa operazione è emersa anche la figura di Casamonica Giuseppe, detto Bitolo, quale esponente apicale dell'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Per questa imputazione Carbone Romeo è stato detenuto dapprima presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli nel periodo dal 10 febbraio 2015 al 25 febbraio 2015 e poi dal 25 febbraio 2015 al 6 marzo 2015, data di scarcerazione definitiva, presso la casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso. In questo periodo temporale, presso la casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, risultavano reclusi anche Casamonica Giuseppe, nonché il fratello Casamonica Massimiliano, detto Ciufalo. Durante l'esecuzione della prima misura cautelare, la Gramigna,
quella emessa il 26 giugno del 2018 ed eseguita il 17 luglio del 2018, l'immobile su decreto della Procura è stato sottoposto a sequestro e poi il successivo 8 agosto del 2018 è stato dissequestrato e restituito nella disponibilità di Sanità Ernesto. Vorrei aggiungere che nel corso delle dichiarazioni testimoniali di Sanità Ernesto è stato sottoposto ad un fascicolo fotografico. Tra le varie foto c'era anche quella di Casamonica Giuseppe, detto Vitalo. Ora, per un errore di valutazione da parte della Polizia Giudiziaria, in quel fascicolo fotografico fu inserita una foto che era stata rilevata dalla banca dati SIDET, quella del carcere, che era successiva temporalmente, questa foto come fisionomia, a quella che noi avevamo nel nostro sistema informatico dell'Arma dei Carabinieri, che si chiama WebLace, che è una foto fatta durante il fotosegnalamento all'atto del suo arresto il 28 gennaio del 2009. Senta, volevo farlo in generale anche le altre foto di Casamonica Giuseppe che voi avete utilizzato per comporre l'album le avete presi sempre dalla banca dati SIDET? Purtroppo sì. Va bene, senta, andiamo un attimo avanti. Le volevo chiedere questo, se glielo sa. Quindi, se ho capito bene, il 20 giugno del 2007 Sanità Ernesto presenta una denuncia al commissariato Santo Ippolito. Che lei sappia, sono stati compiuti accertamenti per verificare se questa denuncia sia mai stata trasmessa dalla Procura della Repubblica? Sì, ma non abbiamo mai avuto un riscontro nel senso. Cioè, in che senso? Nel senso che comunque non risulta a noi che sia stata mai trasmessa in Procura. Va bene, se lei ha altro da dire con riferimento a questa ipotesi, altrimenti passiamo alla vicenda più complessa che coinvolge Baldini, Migliarini, Corsi Bacchieri, Zeffirelli, capi MNOPQR. Allora, capitano, con calma e con pazienza, la vicenda è molto complessa, cerchiamo di ricostruirla. Da MPQR? No, sì. MNOPQR. Fino ad R, giusto? Sì. Per il capo escluse le fonti di prova nei confronti della vittima Lanzimarco, che sarà trattata in seguito, e relativamente al capo P escluse le fonti di prova per Fusco Fabio, che saranno trattate nella seconda misura cautelare, che è la Graminia bis. Faccio una piccola premessa di associazione utenze soggetti in modo tale da giungere all'identificazione certa. Allora, per questo episodio ci sono più intercettazioni. Partiamo da Casamonica Consiglio, detto Simone. Quindi stiamo parlando del capo M, giusto? Tocca necessariamente, Presidente, dare una lettura unitaria dei riscontri per quanto riguarda i capi M, N, O e P. Ok. Per quanto riguarda Casamonica Consiglio, detto Simone, all'epoca era utilizzatore dell'utenza numero 331 7798 866, intestata a tale Proietti Paola, nata a Roma il 12 febbraio del 67.
che è stata intercettata dal 18 novembre 2015 al 25 febbraio 2016 con il RIT 8046-2015. Questa utenza emerge nel flusso delle intercettazioni la prima volta perché sostiene un contatto con l'utenza intestata ed in uso a Casamonica Massimiliano, detto Ciufalo. Faccio riferimento all'utenza numero 331 22 98 378, che all'epoca era intercettata con RIT 7150 del 2015. In particolare, l'11 novembre del 2015, al progressivo 3910, l'utenza di Casamonica Massimiliano, quindi quella intercettata, contatta questa utenza intestata a Proietti Paola e chiama l'interlocutore: dove stai, Simo? I due a tratti parlano in lingua rom, per cui non è stato tradotta, cioè non è stato compreso il senso. Dalle parti in italiano si comprende che Casamonica Massimiliano, mentre sta con una persona al suo fianco, parla, dice testualmente, tutto pesce, tutto crudo, insomma si comprende che si devono vedere per andare a mangiare insieme, e fanno riferimento a il cinese. Infatti Casamonica Massimiliano dice: dove stai, Simo? Pia la macchina e andiamo a pigliare l'aperitivo dal cinese. Dall'ucinese, dice Massimiliano. È importante questa conversazione perché poi il cinese tornerà in seguito per un altro capo di imputazione che discorreremo dopo. Tuttavia da questa conversazione viene fuori l'utenza intestata a Proietti Paola, che tra l'altro in banca dati risulta un controllo di polizia eseguito il 3 luglio del 2012 presso la sala giochi All in Gaming tra proprio la Proietti Paola, l'intestataria dell'utenza, altri soggetti, Aversa Fabio, Casamonica Armando, defunto, il padre di Luciano e Consiglio, nonché altri avventori insieme, lo stesso Consiglio ovviamente. Quindi questa è la prima utenza che poi è stata immediatamente intercettata a seguito di questo contatto. Poi ci sono l'utenza numero 333 45 50 244, intestata e risultata in uso a Baldini Marco, intercettata dal 25 novembre del 2015 al 3 gennaio del 2016 con il RIT 8262 del 2015. Poi abbiamo l'utenza numero 340 3260 434, intestata a risultata in uso a Migliarini Enrico ed intestata al figlio convivente Migliarini Matteo, nato all'Aquila il 24/11 del 94. Questa utenza è stata intercettata con il RIT 8263 2015 dal 25 novembre 2015 al 3 gennaio del 2016. Poi si fa riferimento ad un altro personaggio emerso in questa storia, che è Capriotti Katia, cioè Capriotti Katia è moglie e convivente di Migliarini Enrico, e è stata intercettata con 3 decreti di intercettazione. Il primo è il RIT 2527 2016, che fa riferimento all'utenza 06 78 72 46, che era attestata all'epoca dei fatti presso la sede della ditta Auto M SRL dei congiunti Migliarini Enrico e Capriotti Katia. L'utenza 347 75 28 071,
intestata a Capriotti Katia, intercettata con RIT 2528/2016, l'utenza 342 77 59 682, sempre intestata a Capriotti Katia, intercettata con RIT 2908/2016. Complessivamente su queste 3 utenze le intercettazioni sono iniziate dal 22 aprile del 2016 e sono terminate il 19 maggio del 2016. Poi abbiamo l'utenza intestata ed in uso a Casamonica Luciano, la numero 329 70 49 207, intercettata dal 29 gennaio del 2016 al 28 marzo del 2016 con RIT 462/2016. Fatta questa premessa sull'associazione utenze personaggi di interesse, la storia è complessa, sintetica, vorrei fare un piccolo preambolo per poi entrare nelle conversazioni, diciamo nella cronologia temporale di tutte le conversazioni. Allora, Migliarini Enrico gestiva, era titolare di una ditta per revisioni auto, la Auto M SRL, con sede in via Demetriade numero 79. La via Demetriade numero 79 è in località Portafurba. Si era trasferito diciamo a Roma dopo il terremoto dell'Aquila e conosceva da anni Baldini Marco perché ne gestiva i diritti d'immagine tramite una società, la Promoin. A seguito della sua attività di lavoro e quindi dell'ambiente dove viveva, dove lavorava, insomma, era entrato in contatto con i Casamonica attestati in Portafurba. Sul punto c'è anche un riscontro relativamente alle dichiarazioni rese da Fazzari Massimiliano, se non erro. Fra il 2011 e il 2012 Baldini Marco aveva ricevuto un prestito di 10.000 euro da Casamonica Consiglio, o almeno non solo da lui, ma dalla famiglia Casamonica, e certamente c'erano Casamonica Consiglio ed il cognato Casamonica Rocco, fratello di Casamonica Dora, convivente di Casamonica Consiglio. Sul punto è Casamonica Rocco il marito dell'imputata Morelli, Concetta? Sì. Sul punto faccio riferimento a una conversazione del 6 dicembre del 2015, il RIT 8263/2015, progressivo 8019. Migliarini racconta a Baldini Marco un dialogo che ha avuto con Casamonica Consiglio e testualmente dice: gli ho detto, hai visto che ora lavora? Lui ha detto, sono contento. Dico, almeno sti cazzo di 10.000 euro te li ridà e bestemmia. Altra conversazione nel senso del 28 settembre 2016, RIT 5563/2015, progressivo 10, Migliarini Enrico è con Corsi Zeffirelli, Bacchielli, Luciano, e dice testualmente: ogni volta 200, 300, qui mi devi dare 4.000 euro, 5, 10.000 euro, capito? Poi tengo, gli regalo 500, 200, 300, capito? Se li vai a sommare, lo sai quanti 10.000 gli ho dato? Baldini Marco era stato presentato a Casamonica proprio da Migliarini Enrico e proprio per questa ragione era ritenuto, diciamo, obbligato in solido con il Baldini per la restituzione del denaro. Nel corso degli anni sicuramente il Migliarini aveva versato continue somme di denaro per conto del Baldini e su questo c'è una significativa conversazione captata il 13 gennaio 2016
Faccio riferimento al RIT 8046-2015, progressiva 8379, intercorsa tra Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio detto Simone. Il Migliarini sosteneva ovviamente di aver pagato somme di denaro per un debito di Marco Baldini e Casamonica rispondeva che lui, cioè il Migliarini, era responsabile di aver presentato testualmente quel cane, cioè Marco Baldini, per cui in qualche modo era ritenuto obbligato insolito. La parte, diciamo, testuale della conversazione è significativa in questi termini: Migliarini Enrico, tu devi sentire Marco, Marco ti deve dare i soldi, perché io mi sono rotto le palle di pagare per Marco. Mi hanno rubato 600.000 euro, Casamonica Consiglio. E che ti sto dicendo? Ho capito, ma che è colpa mia se tu hai portato quel cane? E scusa, E porco cazzo, dice Migliarini Enrico, e da allora io devo andare a denunciare Casamonica, e ti lamenti, ma io che devo dire? Vabbè, hai ragione, tanto noi dobbiamo sfogarci sempre sul telefono, che mi raccomando, alla fine ci andiamo ad infrociare, a posto. Altra conversazione che devo premettere è quella capitata il 7 dicembre del 2015, RIT 8263-2015, progressiva 9047. Questa conversazione è intercorsa tra Migliarini Enrico e Baldini Marco. Migliarini Enrico, non lo posso più sopportare, non lo sopporto più, e 200, e 500, 700, 20.000 euro gli ho dato ultimamente, in 3 mesi, non gli danno mai niente, non sono mai niente. Altra conversazione dello stesso RIT 8263-2015, la progressiva 9145, sempre Migliarini. Alla fine gli ho detto: quant'è che ci conosciamo? 9 anni, no? Quant'è che va avanti sta storia? 4? Ma quando è così, calcola, mettili assieme, creano un palazzo, non se ne rendono conto. Una piccola, analisi delle conversazioni che ho appena citato. Casamonica Consiglio, quando Migliarini fa riferimento ai 600.000 euro che ha versato Casamonica, non obietta nulla, anzi conferma e dice: che ti sto dicendo io, però sei tu che hai portato quel cane. Motivo per cui questi sono aspetti sì, non obietta nulla. No, era giusto perché non obietta nulla. Però dalle conversazioni che ho appena citato, il Migliarini stava versando soldi ai Casamonica da 4 anni, cioè dal 2011, e ogni azione corrispondeva a diverse migliaia di euro. Come ho detto prima, il Migliarini affermava di aver consegnato 20.000 euro negli ultimi 3 mesi, di cui poi emergerà in seguito nelle conversazioni 6.800 euro sono stati consegnati l'8 gennaio del 2016 a Casamonica Consiglio in un'unica soluzione da parte di Migliarini Enrico. Ovviamente il fatto che quindi in 3 mesi avesse versato 20.000 euro e il fatto che questi pagamenti andassero avanti da circa 4 anni. Sì, capitano, questi sì, sono aspetti valutativi. Andiamo avanti sui fatti, sulle conversazioni. Andiamo con la progressione temporale. Sì. La prima conversazione. Vorrei sapere, prima di passare alla prima conversazione, se mi può dire se dalle conversazioni che intercettate e poi le analizzeremo è emerso che questa situazione che lei finora ha sinteticamente esposto avesse avuto o meno delle ricadute sull'auto MSRL. Certo, sul punto faccio riferimento, anticipo, alla conversazione di cui al progressivo 9047 del RIT 8263-2015. Migliarini sarebbe quella in cui
ho citato prima, che creano un palazzo, Migliarini continua e dice: io lo vedo sul bilancio e lo vedo, tu non lo puoi vedere, tu che ne sai, è normale. Oppure un'altra conversazione che Capriotti, intercettata sull'utenza di Capriotti Katia, cioè la moglie ha detto, della moglie, il RIT 8046 del 2015 e la progressiva 7486 dell'8 gennaio 2016. Capriotti Katia testualmente: io non posso starmi ad ammalare per questo stronzo di mio marito, io non mi ci posso ammalare perché mi sta rovinando la vita e sta rovinando anche l'azienda, perché così la stiamo chiudendo, così se lui continua così la chiudiamo. Senta, allora adesso passiamo, questo diciamo è il cappello iniziale, è una breve sintesi poi di quello che andremo a dire. Passiamo adesso a un esame più analitico e cronologico delle conversazioni intercettate e degli accertamenti eseguiti. Ok. Quindi l'indagine, questa storia nasce da una conversazione che intercettiamo sulla utenza allora in uso a Casamonica Consiglio. Ed è una conversazione del 21 novembre del 2015, faccio riferimento alla progressiva 637 del RIT 8046. In questa conversazione, da questa conversazione si capisce che Baldini Marco doveva dare soldi a Casamonica Consiglio. Quindi gli interlocutori chi sono? Casamonica Sono Consiglio? Casamonica Consiglio e Baldini Marco. Vogliamo dire brevemente, giusto per inquadrarlo, non l'abbiamo detto, chi è Baldini Marco? Baldini Marco era uno showman televisivo, noto alle cronache per essere un giocatore accanito. Ma noto alle cronache per quale motivo? Ma più volte nelle trasmissioni televisive si è fatto riferimento, c'è stato, credo di aver ascoltato anche un'intervista dove lui ha dichiarato di essere un giocatore. Intende un giocatore d'azzardo. D'azzardo. Cioè un giocatore o ludopatico? Davo per scontato. Chiedo scusa. Un giocatore o ludopatico? Questa è la domanda. E Non lei so se sia nel un momento in cui dice un giocatore, per quale motivo lo dice? Ha capito il senso della... Cioè che fosse un giocatore è un dato neutro, lei perché lo dice? Giocatore d'azzardo. Sì, ma dico, le risulta che versasse in condizioni economiche erose o no? No, non versava sicuramente in condizioni economiche erose. Condizioni economiche non abbiamo capito, scusi. Rose? Diciamo, sì. Rose. Non versava? Non versava. Parliamo della spalla di Fiorello sostanzialmente, ecco, per capirci, radiofonica, la spalla radiofonica Sì. di Fiorello. E tra l'altro in quella intervista c'è lo stesso Fiorello che dice di averlo allontanato proprio perché lui, insomma, aveva questo vizio del gioco d'azzardo. Ricordo un'intervista del genere. Comunque in questa conversazione Casamonica Consiglio dice a Marco Baldini: Marco, qua stiamo proprio impicciati, uso il plurale. Risposta di Baldini Marco: Simone, io sono non alla frutta, di più, cioè nel senso che io non so cosa fare, credimi. Anche Enrico mi ha detto viene là, sono andato là, ma io Simone non posso più campare, sono assediato da 20 persone, a tutti gli ho detto di aspettare un po', nessuno aspetta. Casamonica: lo so, è come a me, io sono una settimana che mi sto a segnare. Baldini: però bisogna parlarci e dirgli che aspetti un attimo, perché cioè se no mi ammazzassero, ma ammazzatemi, che cazzo vi devo fare? Consiglio: quello che potevo l'ho rifatto, ho dato qualche cosa, ma non ce la faccio, capito? Baldini: manco io. Consiglio: mica posso darli io, Baldini Marco: ma se si tratta di poca roba, io la prossima settimana ce l'ho. Poca roba vuol dire 3.000, 4.000, 2.000, 5.000, posso anche avere la prossima settimana, ma di più non riesco.
Sì, però, dice Casamonica, da 20 giorni fa, un mese fa mi hai detto, ma posso dire una cosa, cioè io mi accontento, Baldini, lo so Simone, lo so, Casamonica Consiglio riprende accavallando, si accontento io, accontento a loro per dirti. Baldini dice, Simone, la prossima settimana qualche cosa mettiamo a posto. Io martedì mattina li vedo perché vengono a Roma, spero che già martedì mattina arrivano con i soldi, tu dammi un pronto a pranzo, se non ti rispondo non è che non rispondo a te. Vabbè, allora ci sentiamo martedì mattina, dice Consiglio, martedì a pranzo, va bene, così vediamo un attimo che potremo fare, dice Consiglio, meglio almeno che aggiustiamo qualche cosa. Scusi Presidente, posso interrompere? Prego, sì. Allora, la funzione del testimone è quella di leggere parola per parola e commentare anche il contenuto di captazione telefonica. Ho detto che non deve Sì, commentare gli aspetti valutativi. Beh, no? Anche i suoi commenti, a mio avviso, sono commenti, anche il tono con quale riferisce e con il quale legge il contenuto di quelle intercettazioni è un commento implicito. Chi lo legge trascritto ovviamente non lo capisce, ma chi è presente in aula sì. Quindi la pregherei, uno, se deve leggere, se il testimone è autorizzato a leggere in maniera testuale tutte le intercettazioni, prendiamo le intercettazioni che già sono state trascritte, le rivertiamo all'interno del fascicolo processuale e risparmiamo tempo oltretutto, e risparmiamo commenti che non sono... I commenti, io già quando ho visto che faceva proprio dei commenti ho detto che si doveva astenere dal fare delle valutazioni. Il controllo delle intercettazioni in realtà è pacifico che lo possa riferire. Anche perché l'ausilio della Polizia Giudiziaria che ha svolto quell'attività tecnica è chiaramente, diciamo così, di ausilio a tutti noi per la lettura delle intercettazioni. Questa ho presente la sua ordinanza, scusi se la interrompo, chiedo scusa, ho presente il contenuto della sua ordinanza al proposito alla scorsa udienza e quindi non ho nessuna obiezione, la condivido, però non esageriamo né in una lettura testuale, pedissequa del contenuto di un'intercettazione e siamo legati qui a sentire questa intercettazione alcune volte con toni enfatici, altre volte con toni quasi ridibili. Per cortesia, almeno questo risparmiamo, però no. Avvocato, i toni risibili non li avevo colti, francamente non li avevo colti. Gli aspetti valutativi, forse perché voi conoscete già tutto quanto e forse cogliete gli aspetti che francamente noi non cogliamo, siamo molto più basici di voi, vi posso assicurare. Chi conosce tutto quanto onestamente ovviamente è il capitano, però i commenti del capitano, ripeto, per fortuna non c'è una telecamera che riprende il tutto. No, vabbè, ma noi cerchiamo di non... la vedo meno difficile di come sia. Cioè lei chiaramente può riferire il contenuto. No, nel senso che... Chiedo scusa, mi è venuto naturale, chiedo scusa se ho... forse il testimone scusi un attimo avvocato, mi faccia rispondere perché adesso l'avvocato Girardi ha posto una questione, il testimone sempre ha una sua gestualità, qualunque testimone ce l'ha. Ora, il test deve riferire i fatti, può riferire sul contenuto delle conversazioni, perché poi ha detto che deve parlare di riscontri, quindi se no lei capisce bene che non può parlare di riscontri se noi non conosciamo il tenore preciso della contestazione, è un ausilio alla lettura delle intercettazioni. Potrebbe essere anche riassuntivo, scusi, forse pretendo troppo. In questa ma può essere riassuntivo, però forse se si attiene alla registrazione così non si rischia di introdurre elementi diciamo propri, no? Forse rispetto al riassunto. Prego. Avvocato, che voleva dire? Scusi, una cosa, ma queste conversazioni non sono quelle per le quali è stato disposto la prescrizione? Avvocato, sì, ma guardi, lei è un processo che fa di questionatore, sono tutti così questi processi, lei che cosa pensa? Che milioni di intercettazioni uno le mette là, i giudici le conoscono? È chiaro che l'ufficiale del PG deve guidare. Leggere quelle del brogliaccio che poi non corrispondono a quella all'effettività. Se non dovessero, è autorizzato a farlo, se non dovessero corrispondere ci porremo questo problema, però finora nessuno ha fatto rilevare questa non corrispondenza, quindi andiamo poi valuteremo, noi abbiamo quelle trascritte e vediamo se ci saranno o meno delle differenze. Prego, può continuare. Comunque volevamo sapere che Baldini se era il giocatore, no, non ho capito bene. Ha detto di sì, è giocatore d'azzardo, perlomeno si è dichiarato tale. Sì, l'ha detto a casa, giocatore d'azzardo. Prendo atto. Prego.
23 novembre 2015, conversazione tra Casamonica Consiglio e Migliarino Enrico, ritto 8046-2015, progressiva 965. Migliarini riferisce a Consiglio che Marco aveva manifestato intenti suicidari. Baldini Marco rinviava l'incontro programmato per il martedì, il martedì 24 novembre 2015, della conversazione avevamo fatto riferimento prima, l'incontro con Casamonica Consiglio, che cercava di contattare il Baldini, il quale però rinviava sempre le richieste, rassicurando che a breve sarebbe riuscito ad accontentarlo. Però così invece non andiamo, non si può andare avanti. No, visto che dobbiamo conoscere il contenuto delle intercettazioni, Presidente, io non ho detto niente ancora oggi, Presidente, sono le 14. Ma non si può andare avanti così, il test sta deponendo, l'avvocato o si oppone alla domanda. Ho fatto una richiesta pubblica. Sì, ma qua siamo fuori dal sistema. Questo vale anche per lei, però io sto facendo una richiesta, lei non può interrompermi. Non ci faccia fare Però, il processo. scusate, avvocato, mi pare che su quella sua richiesta c'è stata una risposta del Tribunale, se adesso possiamo andare avanti. Vabbè, un commento ad alta voce, per carità, lasciamolo passare, però se ognuno di noi fa un commento ad alta voce non andiamo avanti, insomma cerchiamo facciamo le eccezioni, sulle eccezioni il Tribunale decide, questo è quello che sarebbe la forma. Poi un commento può scappare, però non ne facciamo un'abitudine. Prego. Scusate, ma voi cosa pensate che noi capiamo di quello che dite voi là? Scusate, io francamente la trovo una mancanza di... non so cosa dire, io cerco di essere rispettosa nei vostri confronti, ma anche voi nei nostri. Noi qua abbiamo una difficoltà a seguire, a prendere appunti che voi non avete idea. Già ci dà fastidio il nostro collaboratore perché ha un tono di voce un po' alto, abbiate pazienza, fateci capire. Se dovete intervenire, chiedete la parola e intervenite, nessuno ve la negherà mai. Prego. Relativamente quindi a queste conversazioni che si sono succedute con cui il Baldini Marco ha rinviato l'incontro con Casamonica Consiglio, faccio riferimento a delle progressive sempre del ritto 8046-2015 e nel dettaglio la progressiva 1309 del 25 novembre 2015 e 1468-1469 del 26 novembre 2015. Il 27 novembre del 2015 Baldini prometteva a Casamonica Consiglio che entro 10 giorni gli avrebbe consegnato i primi 5.000. Testualmente dice: 5.000 li do a te perché sei l'unico che ci ha messo il culo al posto mio, fine. Faccio riferimento al ritto 82-62-2015, progressivo 869 del 27 novembre 2015. Sempre il 27 novembre 2015, dopo qualche ora, Baldini Marco e Casamonica Consiglio si risentivano. Faccio riferimento alla progressiva 1717 del ritto 8046-2015. Testualmente Baldini: allora io ho parlato con questa persona chi è che dice questa frase, capitano? Questo dice, Casamonica dice: allora io ho parlato con questa persona ed ho combinato e ha detto va bene. Gli ho detto: guarda, sono stato fino adesso con loro e mi ha detto soltanto dimmi che non è più una bugia, dimmi la verità perché altrimenti io e te andiamo a finire male. Io gli ho detto no, gli ho detto non ti preoccupare, ti do la mia parola d'onore, stavolta è vero. Va bene Marco? Baldini: sì, grazie. Senta, lei ha detto questa telefonata è alle 20:15. Sì. E quella precedente era alle 15:10. Sì. In questo arco temporale intermedio avete captato conversazioni che consentano di comprendere a chi si stesse riferendo Consiglio o no? No.
Quindi non c'erano conversazioni? Non c'era nessun contatto di Casamonica Consiglio. Prego. Conversazioni fra Casamonica Consiglio e Migliarini Enrico, in quell'arco temporale più o meno, in quei giorni? Sì. Sostanzialmente al mancato reperimento da parte di Casamonica Consiglio di Baldini Marco provava a contattare Migliarini Enrico. Ma mancato reperimento in che senso? Che magari non rispondeva. Cioè lei vuol dire che c'è una cronologia di contatti in cui C'è una sequenza temporale di chiamata verso sì, Baldini Marco. Casamonica Consiglio prova a chiamare Baldini, se non Migliarini. riferisce Baldini chiama Migliarini Enrico, se non riferisce Migliarini Enrico chiama Baldini. Vabbè. Faccio riferimento anche ad una confidenza telefonica che Migliarini ha avuto con una donna, non è stata identificata, ed è la conversazione di cui al progressivo, sempre ritto 8263-2015, progressivo 557 del 25 novembre 2015. Enrico, questa è una riassuntiva, Enrico dice: io non ho mai chiesto i soldi, cioè per Marco Baldini ho dovuto sempre chiedere i soldi. Vabbè, chiedendogli agli zingari è un discorso, che io alle persone così, a me l'ha chiesto Enrico, altra persona, ovviamente mi sono rotto pure le palle di chiedere i soldi ad Enrico, mi sono rotto i coglioni anche perché, capito, mi sono rotto le palle, no? E non voglio chiedere un cazzo a nessuno, ma purtroppo non ho la possibilità oggi di non chiedere, però oramai, cioè, ho anche una dignità. E allora cerco l'altra mattina, proprio io, cioè ero troppo stressato perché questa, la cambiare, la cosa, come devo fare per... Passando i giorni, le pretese di Casamonica Consiglio si facevano più pressanti, al punto che poi dal primo pomeriggio del 30 novembre 2015 Baldini Marco dismetteva l'utenza telefonica che era stata utilizzata fino a quel momento, cioè la 333 45 50 244 intercettata con il ritto 8262 2015, e se ne procurava una nuova, la 346 133 05 32, che non è stata intercettata, risultava intestata a tale Ghisu Mario, nato a Nuoro il 7 febbraio del 52, con precedenti di polizia. E questo, questo numero lo forniva solo a Migliarini Enrico e non a Casamonica Consiglio, che continuava a cercarlo sul vecchio numero che aveva dismesso. Solo in data prossima al 30 dicembre del 2015 Consiglio riusciva a reperire la nuova utenza di Baldini. Infatti, avendo ancora il telefono di Consiglio intercettato, c'è un tentativo di chiamata verso la nuova utenza di Baldini che è stata registrata al progressivo 5955 del 30 dicembre 2015, RIT 8046. Senta, in questo arco quindi del mese di dicembre 2015, in cui lei ha detto Baldini cambia utenza e non la comunica a Casamonica, sì, avete riscontrato, come ha detto lei prima, continue chiamate di Casamonica sull'utenza di Migliarini? Sulla vecchia utenza di Baldini? Questo mi sto dicendo? No, dico, non trovando Baldini in questo mese in cui non aveva... Si rifaceva su Migliarini Enrico. Ecco, può indicare qualche progressivo, sì, qualche conversazione da cui possiamo trarre questo elemento? Ritto 8263 2015, progressivo 7215 del 5 dicembre. Il 5 dicembre 2016 Casamonica Consiglio aveva provato a chiamare Migliarini. Qual è l'anno? Chiedo scusa. L'anno? 5 dicembre 2015. Ok.
Consiglio aveva provato a chiamare Migliarini Enrico ben 6 volte nel giro di qualche ora senza ottenere risposta, e faccio riferimento alle progressive 2895, 2900, 2901, 2919, 2928, 2929, 2942 del ritto 8046-2015, fino a quando poi ha risposto dicendo di essere impegnato. Questa conversazione è sempre del ritto 8046-2015, la progressiva 2944. Nei giorni precedenti non è stato diverso l'atteggiamento di Casa Monica verso Migliarini. Il 4 dicembre, dopo più tentativi di chiamata da parte di Casa Monica Consiglio, e faccio riferimento ai progressivi 2633 e 2670 del ritto 8046-2015, Migliarini ha risposto giustificandosi con il Casa Monica che era molto impegnato per motivi di lavoro. Questa conversazione è la progressiva 6327 del ritto 8263-2015. Sì, abbiamo intercettato conversazioni da cui viene fuori quale fosse, senza fare valutazioni ma riferendo le sue parole, la reazione, l'atteggiamento, lo stato d'animo di Migliarini rispetto a tutte queste continue tentativi di chiamata. Posso citare la progressiva 7215 del ritto 8263-2015 del 5 dicembre. E chi sono gli interlocutori? Migliarini Enrico e Baldini Marco. Ecco, perché la sta citando? Perché lui utilizza dei suoni, simula dei suoni di Migliarini Enrico, racconta a Baldini quello che indica testualmente un tartassamento da parte di Casa Monica e meriterebbe un ascolto questa qui, perché testualmente Migliarini dice: ma guarda che non è possibile, ma mi credi che tutti i giorni boom 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 boom. Ho capito, ma io ho il tartassamento totale. Mica è peggio di prima. Migliarini sta raccontando sempre Baldini. Altra frase di Migliarini: ti auguro tutto il bene possibile. Questa conversazione è tra Migliarini e Baldini. Ti auguro tutto il bene possibile, a me mi stanno ammazzando, vabbè, ok, poi ci sentiamo. Sempre Migliarini: quanti mi vengono a rompere le palle, ora ci sono, si lavora, cioè lavori un attimo là e subito, dopo 3 secondi se ne accorgono. Gli ho detto: lasciatemi perdere, dopo 2000 chiamate, quello là, cioè 2000, cioè questi sono stupidi, cioè non l'ho capito, voglio lavorare, non vi voglio più sentire, lasciatemi perdere, gli ho detto, cioè fatemi lavorare, io voglio fare una vita regolare, lasciatemi perdere, non voglio rotture di coglioni. Senta, nei giorni successivi ci sono altre chiamate dello stesso tenore? Sì. Faccio riferimento alla progressiva 8019 e il ritto 8263-2015 del 6 dicembre 2015. Quindi il giorno dopo? Sì. Parlano Migliarini Enrico e Baldini Marco e poi il discorso si sposta su Casa Monica Consiglio. Baldini: sentimi, ce la fai? Domani parla col nostro amico. Ma ti ha ascoltato, dice Migliarini, parla col nostro amico domani. Sì, ma ci ho parlato pure adesso, Katia infatti sta incazzata, io non li voglio più sentire, non è possibile, questi mettono sempre a me pressioni, se veramente qualcuno mi sta ascoltando, ma che cazzo si pensa? Baldini: no, a chiamarli sono solo cagamenti di cazzo e basta. Migliarini: gli ho detto, hai visto che ora lavora? Lui ha detto, sono contento, dico almeno sti cazzi 10.000 euro te li ridà e vaffanculo. Ok, senta, giorni successivi? Conversazioni dello stesso tipo? 7 dicembre. Quindi il giorno dopo ancora. Baldini e Migliarini, ritto 8263-2015, progressiva 8954 delle ore 19.05. Testualmente Migliarini: non ce la posso, cioè mi sta tartassando e non gli sto neanche più rispondendo, non ce la faccio più. Allora ho mal di stomaco adesso, ho appena litigato con mio fratello, ho mal di stomaco, mi devi credere, proprio a morte, non ce la faccio, e questo è stupido, cioè mi chiama, vuole che gli presto 1.000
non ho una lira, ieri sera gli ho detto guarda che non ce li ho, vado all'Aquila, che ne so, vado a rubare, faccio gli illeciti, non si rende conto. Anche in questa conversazione, nel tratto successivo, simula il tartassamento usando dei suoni onomatopeici, bim bim, bim bim, bim bim. Pressione pazzesca, cioè ho la pressione pazzesca, capito? Vabbè. Mi sta chiamando in continuazione, in continui puntini. Adesso che sto parlando con te sento bim bim ed è lui che mi sta chiamando. Senta, lei ha detto questa è una conversazione del 7 dicembre 2012, orario? 19.05. 19.05, ma lei come fa a dire che si sta riferendo con certezza a Casamonica Consiglio? Ci sono delle evidenze successive, anche nella stessa giornata, che depongono in questo senso? Sì, perché poi alle 19.29, sempre dello stesso giorno, del 7 dicembre, Migliarini chiama il Casamonica, ritto 8263-2015, progressiva 9071, ed esordisce testualmente: stai a 77 chiamate, mi chiama quello che era occupato, che gli stai facendo 2000 chiamate e mi ha detto che ti chiama domani mattina. Perché nella conversazione che prima ho fatto riferimento, Baldini Marco dice a Migliarini Enrico, riferendosi a Casamonica Consiglio, digli che non mi chiami per nessun motivo, che lo chiamo io domattina. Senta, su questa tematica altre conversazioni intercettate nella stessa giornata, cioè 7 dicembre 2015? Non ho capito, chiedo scusa. Avete intercettato altre conversazioni utili nella stessa giornata, cioè nella serata del 7 dicembre 2015? È quella che dice che sta a 77 chiamate, la progressiva 9071. Io mi riferisco al progressivo 9047. Ah, ok. Sì, subito dopo, alle 19.30, quindi 19.29 c'è la conversazione di Migliarini con Casamonica Consiglio, 19.30 Migliarini chiama Baldini e gli racconta il contenuto della telefonata precedente. Faccio riferimento al ritto 8263-2015, progressiva 9047 delle ore 19.30. Ecco, perché è importante questa conversazione? Perché dice, vuole che gli presto 1.000 euro, ecco, ora ci devo andare, gli ho detto, oh, ma tu sei pazzo o ci fai? Ma se non ce li ha una persona, ma puoi rompere i coglioni sempre, non lo posso più sopportare, non lo sopporto più, e 200, e 500, 700, 20.000 euro gli ho dato ultimamente, in 3 mesi, non gli danno mai niente, non sono mai niente. Cioè, oh, ma che cazzo, non si rende conto? Bestemmia, non ce la faccio più, guarda, parlando con Baldini. Restiamo nella stessa serata, quindi sempre 7 dicembre 2015. Dopo circa un'ora e mezzo, quindi alle ore 21, ritto 8263-2015, progressiva 9145, viene captata un'altra conversazione tra Baldini Marco e Migliarini Enrico, da cui si aveva conferma che effettivamente Migliarini Enrico si era incontrato con Casamonica Consiglio detto Simone. L'incontro tra i due è avvenuto nei pressi dell'abitazione di Casamonica Consiglio, come concordato telefonicamente nel corso di un'altra conversazione. Faccio riferimento al ritto 8046-2015, progressiva 3304. Quindi cioè si erano incontrati nell'arco temporale intermedio fra le due telefonate, cioè fra le 19.30 e le 21? Tra le 19.30 e le 21. E da dove emerge questa circostanza? Emerge perché
dice, hai capito? Cioè mi sono dovuto levare adesso 780 e rotti euro, me li sono dovuti levare, mi ha fatto rimanere 80 euro, ma ti rendi conto che domani mi devo chiudere a casa? Ha indicato, scusi, il progressivo di questa conversazione? Sì, la 9145, delle 21. sempre 8263 delle 21. Sempre in questa conversazione Migliarini aveva cercato di far ragionare il Casamonica, spiegando che non poteva ottenere ciò che voleva con le minacce, testualmente. Ora ci ho parlato proprio bene, gli ho detto tu non mi puoi, cioè tu hai la fortuna di una persona che ti ha detto che è andato là, si è sputtanato, che ha detto che vuole sanare tutto, cioè non ho capito, invece di essere contento, cioè fai e che hai fatto? Mi fai le minacce? Che cosa hai fatto? Fammi capire, che vuoi fare? Spiegamelo. Avevo una vita, sono come me, ed allora dobbiamo fare, fammi capire. Dopo, ovviamente, sempre nel discorso derelato che Migliarini racconta al Baldini, racconta anche che Migliarini era consapevole che dopo qualche giorno sicuramente Casamonica Consiglio avrebbe chiesto altri soldi. Testualmente, volevi fargli da manager, ma se quello purtroppo è stato sfortunato e non ha lavorato, che vuoi fare? Che vuoi fare? Spiegami. Cioè non gli entra proprio in testa Baldini, no, non gli entra in testa Migliarini. Poi gli dai queste cose qua e Baldini Marco, ed è tutto a posto, Migliarini, e poi dopodomani è così. Baldini annuisce, dice, lo so. Proseguendo, c'è il passaggio che ho citato in premessa prima, dove Migliarini racconta che questa storia con i Casamonica va avanti da 4 anni. Testualmente, quant'è che va avanti sta storia? 4? 4, ma quando è così, calcola, mettili assieme, creano un palazzo. Non se ne rendono conto, un palazzo. Opinione ovviamente condivisa dal Baldini, che ribatte dicendo hai dato molto di più, certo. Migliarini continua, io lo vedo sul bilancio e lo vedo, tu non lo puoi vedere. Tu che ne sai, è normale. Nei giorni successivi Casamonica Consiglio continuava a contattare insistentemente ed alternativamente il Migliarini ed il Baldini, e faccio riferimento ai progressivi 33,99, 34,33, 34,34, 34,38, 34,39, 34,46, 34,47, 34,57, 34,58, 34,59, 34,60, 34,66, 34,69, 34,70, 35,26, 35,28, 35,77. Tutti tentativi di chiamata del RIT 8046 2015. Cioè questi sono tutti tentativi di chiamata di Casamonica Consiglio? Verso alternativamente Baldini Marco e Migliarini Enrico. Il 9 dicembre Migliarini Enrico chiamava Baldini pregandolo di contattare Casamonica Consiglio. Faccio riferimento al RIT 8263 2015, progressiva 9801 delle ore 17:11 del 9 dicembre. Baldini dice vabbè, chiamalo dopo, chiamalo che, cioè si pensa, capito? Io devo mandare ancora a fanculo per me e per sta solita tirchiera, capito? Qua. Senta, come entra in questa storia Casamonica Rocco? Pubblico Ministero, scusi, vogliamo fare un pochino di pausa, sono le 2:30. No, se adesso introduciamo un altro personaggio. Sì, va bene. Fino alla fine di cosa, avvocato?
fino alla fine è una frase impegnativa. Ah, nel senso non mangiamo nulla? Facciamo una pausa anche solo di un quarto d'ora per prenderci una cosa alla macchinetta, insomma, tanto non è che ci possiamo allontanare, però un quarto d'ora di pausa facciamola, perché anche se non abbiamo sentito il test abbiamo almeno noi da stamattina che voi avete aspettato, ma noi siamo stati agitati, va bene? Facciamo una pausa di, se mi dite anche un quarto d'ora, per noi va bene anche un quarto d'ora, va bene? Dopo ci sgranchiamo un attimo e... Allora, tua. Allora, possiamo riprendere l'udienza? Ci sono dei cambi rispetto a prima? Sì, Presidente, a tali fini sostituisco io l'Avvocato Marco Di Michele, l'Avvocato Giraldi e l'Avvocato Lorenzo Brizzi. Ok. Michele, tu anche? Ed io sostituisco l'Avvocato Giannone. Ok. Sì, che si è allontanato. E anche l'Avvocato Naso laddove... Quello no. sì, l'avevamo già messo a verbale. Ok, perfetto. Poi l'Avvocato Corropoli. Se c'è qualcuno che sostituisce qualcuno dei difensori che nel frattempo si è allontanato, ne diamo atto a verbale così possiamo riprendere. No. Signor Presidente, chiedo scusa dall'Aquila. Sì. Sì, l'imputato Casamonica Giuseppe ha rinunciato parzialmente al proseguo dell'udienza fino alle 14:30. Va bene, poi... Fino alle 15:30, chiedo scusa. Fino alle 15:30? 15:30, sì. Casamonica Giuseppe, quello dell'Aquila. Ok, va bene, poi Sì. ci avvisate quando eventualmente ritorna, va bene? Certamente, va bene. Ok, gli altri sono tutto a posto, va bene, allora possiamo ridare la parola al testimone. Prego, pubblico ministero. Allora, capitano, Casamonica Rocco. Sì. Relativamente a Casamonica Rocco ci sono conversazioni che sono intercorse direttamente tra Casamonica Rocco e Migliarini Enrico. Migliarini. Faccio riferimento alla progressiva 3400 del ritto 8263-2015 del 30/11/2015, questa intercorsa tra Migliarini Enrico e Casamonica Rocco. Casamonica Rocco entra nel flusso delle intercettazioni attraverso l'utenza a lui intestata numero 388 99 23 829, che poi è stata intercettata in una seconda fase. E RIT di riferimento di questo? Di questa conversazione che sto citando in questo momento o... No, lei ha parlato di un'utenza cellulare, no? Riferibile... Sì, però questa utenza è stata intercettata nella seconda fase investigativa, in questo, al momento non è... Va bene. Vabbè, insomma, se lo ricorda il RIT... Sì. Devo prendere un attimo gli atti. Vabbè, la citerà più avanti. Allora la citiamo dopo. Allora. Ok. Durante questa conversazione emerge la posizione debitoria di Migliarini verso Casamonica Rocco, il quale testualmente Casamonica Rocco dice: da agosto a oggi sono passati 4 mesi, in 4 mesi mai niente io. Da altri tratti della conversazione emerge il ruolo di Casamonica Rocco come, intervenuto nel finanziamento a seguito dell'intermediazione del cognato Consiglio, e testualmente dice, Migliarini dice, cioè in 3 io ho preso l'impegno, quell'altro ha preso l'impegno, uno ha preso i soldi, no, io mi sono rotto le palle di cacciare i soldi per gli altri, io fino adesso ho cacciato i soldi per gli altri e non mi sono visto un cazzo mio ed ho lasciato tutto nella merda. Sempre in questa conversazione
Migliarini confidava a Casa Monica Rocco di trovarsi in gravi difficoltà economiche per via di un debito che aveva per la sua azienda. Testualmente, ora Migliarini a Casa Monica Rocco, ora sono uscito dal tribunale, io devo rimediare 70.000 euro, altrimenti mi salta tutta l'azienda di mia moglie, sono nella merda più assoluta. Tu pensa, te lo dico confidenzialmente, domani devo andare a pagare 7.000 euro di mio padre e non ho un euro, ho 1.170 euro e domani devo pagare 7.000 euro del funerale, capisci? Sono sotto a un treno, che ti vengo a raccontare, te lo dico proprio con il cuore. Altra conversazione del 9 dicembre 2015, RIT 8263-2015, progressiva 9607. Casa Monica Rocco pretendeva la consegna di una somma di denaro da parte dei Migliarini, che a sua volta cercava di prendere tempo. Testualmente Migliarini: allora io questo periodo, Rocco, allora ottobre, novembre, dicembre, le matricolazioni non ci sono, quindi lavoro è poco. Poi, tu non so se lo hai letto, hanno cambiato le modalità di fare le revisioni, abbiamo dovuto spendere 53.000 euro, ho dovuto fare un mutuo di 53.000 euro per aggiornare i macchinari perché hanno cambiato, da quando è successa la storia della Volkswagen. Sicuramente nel rapporto debito-credito tra i due era coinvolto comunque Simone e nonché Marco Baldini. Infatti c'è una frase in cui Migliarini tranquillizza Casa Monica Rocco evidenziandogli che il Baldini aveva trovato un lavoro. L'unica cosa, testualmente, l'unica cosa buona e positiva è che Marco ha preso il lavoro, quindi puntini di sospensione, capito? Dopodiché parlano di un appuntamento per vedersi in serata in modo da poter discutere, diciamo, di persona. Questa è una conversazione della mattina del 9 dicembre 2015. Nel pomeriggio del 9 dicembre c'è una conversazione intercettata tra Casa Monica Consiglio e Migliarini Enrico. Faccio riferimento al RIT 8046-2015, progressiva 3578. Migliarini, nella circostanza, diceva a Consiglio che a breve si sarebbe incontrato con Casa Monica Rocco per dargli delle spiegazioni. Ne nasceva una discussione tra Casa Monica Consiglio e Migliarini Enrico, durante la quale Casa Monica Consiglio chiedeva a Migliarini la consegna di nuove somme di denaro, chiamando in causa il Baldini, che indica come quel bastardo dell'amico tuo, e minacciando di andarlo a trovare a Milano. Testualmente, Casa Monica: lui si può inventare quello che cazzo gli pare, io a Milano, Enrico te l'ho detto, quello che mi succede, io a Milano vado a trovarlo. Durante questa conversazione Migliarini Enrico cerca di mostrarsi conciliante e testualmente dice a Consiglio: io ti ho detto, tu me li hai prestati e te li ridò, tutto quello che ti pare, ma se non ce li ho, che non li fanno, che ti do, capisci? Sempre proseguendo, Migliarini cercava di calmare Consiglio, evidenziandogli che Marco Baldini aveva trovato un lavoro e quindi a fine gennaio del 2016 avrebbe avuto la possibilità di pagare. Testualmente Migliarini: ora quello il lavoro lo prende a gennaio, quello incomincia a incassare a fine gennaio, non può fare diversamente, ti dice le cazzate. Casa Monica Consiglio: facciamo una cosa, allora senti, io non posso dire le cazzate agli altri, non posso più dire le cazzate agli altri. Migliarini: ma gli devi dire le cose come stanno. Casa Monica: ma come sta Enrico? Se tu hai problemi, lo sai la gente cosa ti dice? A me che cazzo me ne frega. Migliarini: sì, ma non è che stai parlando di se non ce l'ha che deve fare, che ti può fare?
e poi la conversazione si chiude concordando un incontro per il giorno dopo tra loro. Proseguendo temporalmente, conversazione dell'11 dicembre 2015 tra Migliarini e Baldini, faccio riferimento al RIT 8263-2015, progressiva 10.486. Cito un pezzo testualmente, Baldini Marco, però domani chiamo Simone, dai, glielo dico, Simone stai calmo, cioè Migliarini, no perché pure, cioè Rocco, ma che cazzo, cioè a me, da me, ce li ho tutti da me, ma che cazzo, ma io non c'entro un cazzo, porco bestemmia, tutti rompono i coglioni a me, e digli pure che parlasse col cognato, no? Cioè glielo devi dire tu, perché io ci ho parlato anche ieri e gliel'ho fatto capire, come ti ho detto io, gli dici guarda che gliel'ho fatto capire pure io, diglielo, ora io lavoro e digli pure non rompete il cazzo tu e tuo cognato ad Enrico, che non c'entra un cazzo, diglielo proprio. Durante questa conversazione Baldini diceva a Migliarini che lunedì sarebbe tornato a Roma, intendeva lunedì, il seguente lunedì che al calendario corrispondeva al 14 dicembre del 2015. La mattina del 14 dicembre 2015 viene intercettata una conversazione tra Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio. Faccio riferimento al RIT 8046-2015, progressiva 4197. In questa conversazione Consiglio chiedeva soldi a Migliarini, che però cercava di prendere tempo. E rispondeva che a breve avrebbe avuto un aiuto economico da un parente, testualmente Migliarini, io sabato ho parlato con mio cugino e siamo al 60%, mercoledì mattina ha detto che mi chiude. Consiglio diceva che si sentiva poco bene, associando questo malessere al ritardo nel recupero dei soldi. E a un certo punto Consiglio assumeva un atteggiamento, usava delle frasi, delle parole minacciose e Migliarini cercava di calmarlo, testualmente. Consiglio, non ti preoccupare, Enrico, e non ti preoccupare Simone, non ti preoccupare. Consiglio, stai attento. Migliarini Enrico, fai la persona tranquilla, non ti preoccupare. Consiglio, io tranquillo, infatti anche tranquillo sto con l'infarto, mi sto a morire, e io mandavo tranquillo, io tranquillo, gli altri stanno tranquilli e mi sto a scoppiare il cuore, ecco il tranquillo mio come funziona, capito? Non ti preoccupare. Migliarini Enrico, Simone, io non c'ho una lira e lavoro, no? Ascoltami un attimo, no? Io sto nella merda. Casamonica Consiglio, io sto peggio di te. Migliarini Enrico, perché mi devi far così? Consiglio, non bleffa. Enrico, ma che mi sta a dire a me, mo veramente che mi vuoi alzare la voce per telefono? E dai, ti prego. Concludono che poi nella giornata, come messo la conversazione precedente, Baldini Marco avrebbe raggiunto la capitale e si sarebbe poi portato da Casamonica, circostanza che poi non si è verificata. Pomeriggio del 14 dicembre, altra conversazione tra Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio, faccio riferimento al RIT 8046-2015, progressiva 4229. Consiglio chiamava nuovamente Migliarini e gli chiedeva un incontro. Testualmente, senti, tra 20 minuti incontriamoci, perché io devo chiamare pure a lui. Migliarini risponde in questi termini.
e non posso fare diversamente, allora non lo capisci, cioè non ce li ho, come te lo devo dire? In arabo, Simone, mio cugino, mi ha detto che domani mi aiuta, va alla banca e mi svincola le cose, mi dà 10, mi ha detto. Domani va alla banca e mi dice, capito, se domani sera, se dopodomani mattina mi può dare una parte, ecco come stanno le cose. Da una successiva conversazione, queste parole dei Migliarini, come racconta lo stesso Baldini, erano solamente un tentativo di tenere a bada Casa Monica, c'era un espediente per prendere tempo. Subito dopo questa conversazione del 14 dicembre tra Migliarini e Casa Monica Consiglio, che intercorre alle 16:15, subito dopo, e quindi alle 16:19, viene intercettata una conversazione tra Migliarini e Baldini. Migliarini invitava a chiamare... Può ripetere il RIT, il progressivo delle 16:15? Sì. Allora, quella delle 16:15, quella dove la progressiva 42-29 del RIT 80-46-2015 del 14 dicembre 2015, ed è quella in cui praticamente Migliarini dice a Casa Monica Consiglio che stava aspettando che il cugino gli avrebbe svincolato 10. E questa alle 16:15. Alle 16:19, sempre del 14 dicembre 2015, viene intercettata una conversazione tra Migliarini Enrico e Baldini Marco, in cui Migliarini invita a chiamare Simone. Baldini risponde di aver paura a chiamarlo. Testualmente: Enrico, io ho paura a chiamare quello inizia a dire cose, capito perché? Io ho paura a chiamarlo, questo fa, ma allora Marco, hai capito? Ora appena arrivo a Roma, a costo di veramente di dedicarci di brutto, io lo vado a prendere, a butto musi e gli dico, oh, ma la vuoi far finita, che è successo? A, B, C, D, e non mi devi rompere i coglioni, porco bestemmia. Senta, ma ci questo... dice il progressivo e il RIT perché non è... Progressiva 12.086, RIT 8263 del 2015. Senta, stavo chiedendo, Baldini dice, lo prendo a buttomuso e gli dico, oh, è successo A, B, C, D, avete capito a cosa stesse facendo riferimento? Sì, è chiaro che lui il 1 dicembre era stato, il 1 dicembre del 2015 precedente, lui era stato sentito a SIT, quindi sapeva Baldini che c'erano indagini in corso su Casa Monica. Proseguendo, la risposta dei Migliarini è stata che poi ancora una volta lui riferiva di essere tartassato da continue richieste di denaro, che ovviamente i Casa Monica, in assenza del Baldini, rivolgevano solo a lui. Testualmente, io non c'entro un cazzo, no? 10 euro a revisione e questo mi dice, cioè dall'oggi a domani 5.000, 4.000, cioè non se ne rendono conto. Baldini, che appoggia le considerazioni durante la conversazione fatte dal Migliarini, Baldini dice no, questi sono matti. Due giorni dopo, e quindi siamo al 16 dicembre, Migliarini Enrico e Baldini Marco si risentivano. Faccio riferimento alla progressiva 12.999 del RIT 8263 2015. Dalla conversazione emerge ancora una volta che Casa Monica
si erano rivolte a Migliarini al punto che si erano recati presso la sede del centro di revisioni. Questo è quello che Migliarini riferisce a Baldini e dice testualmente: quello mi è venuto a chiedere i soldi qua, non ce la faccio proprio più con questi sono proprio impazziti. Enrico dice a Baldini, racconta a Baldini durante questa conversazione di aver tranquillizzato anche Casamonica Rocco. Testualmente: sì, ma quando vieni, cioè Migliarini dice a Baldini, sì, ma quando vieni gli devi dire: allora io mi hanno dato il lavoro, ho detto, infatti gliel'ho spiegato sia a lui che a Rocco, capito? Gli ho detto state tranquilli, ora ci si metterà 1 anno, 2 anni, quello ogni tanto vai lì, sta lavorando, lascialo, li dà a te, li dà a tutti quanti, cioè digli che non mi rompessero non li sopporto più. Poi c'è un tratto incomprensibile e si ascolta: dai carabinieri. Proseguendo nella conversazione: sì, non si rendono conto, cioè uno deve, capito, dall'oggi al domani, ora gli ho messo a credere che mio cugino ha dei soldi vincolati. Era la conversazione di cui facevamo riferimento prima. Da altre conversazioni che si sono intercorse, sono susseguite nei giorni successivi, è emerso che effettivamente in data prossima al 17/12 del 2015 Baldini Marco raggiungeva Roma e nel pomeriggio del 21 dicembre si incontrava con Casamonica Consiglio. Le conversazioni riferite agli accordi per incontrarsi, Consiglio e Baldini, sono del RIT 8263/2015, progressive 15553 e 15700. Sempre proseguendo temporalmente, il 27 dicembre 2015 Casamonica Consiglio si incontrava anche con Migliarini Enrico. Di questo incontro si fa cenno in una conversazione intercorsa tra Migliarini Enrico e Baldini Marco ed è la progressiva 12882 RIT 8263/2015 del 28 dicembre 2015. In questa circostanza Baldini spiegava a Migliarini che aveva bisogno di un po' di tempo per procurarsi i soldi e gli chiedeva di riferire ciò, di riferire ciò a Casamonica Consiglio. Inutile leggerla, che tanto andiamo avanti. Proseguendo temporalmente, contrariamente a quanto promesso, Baldini si rendeva irreperibile al telefono, per cui le pressioni di Casamonica si concentravano sui Migliarini, che per estinguere i debiti... Aspetti, lei come fa a dire che si concentravano su Migliarini? Abbiamo conversazioni... Sì, diciamo quelle più salienti, sono tutte del RIT 8046/2015, le progressive sono 6747 del 4 gennaio 2016, 6787 del 4 gennaio 2016 e 6981 del 5 gennaio 2016. E basta? A me risultano anche da 59. C'è la 5976. E diciamole tutte, capitano. Su. Allora, le dico tutte e ricomprendo anche quelle più salienti. Le conversazioni a cui faccio riferimento io, che si sono susseguite nei giorni, da cui emerge che comunque Baldini si rende irreperibile e Casamonica Consiglio pressa il solo Migliarini, sono le progressive 5976, 6118, 6120, 6747, 6787, 6938, 6981, 7107 e 7241, tutte del RIT 8046/2015. Ok. Quindi che cosa fa Migliarini?
Migliarini si rivolge a un suo amico, tale Enrico, che poi viene identificato in Enrico Vittorini, titolare di 2 cliniche all'Aquila. Lo identifica, poi l'identificazione avviene dallo stesso Migliarini Enrico. Arriviamo alla serata del 7 gennaio del 2016. Migliarini Enrico si incontra con Casamonica Consiglio e Casamonica Rocco. Questo incontro viene programmato durante una telefonata registrata nella mattinata del 7 gennaio tra Migliarini e Casamonica Consiglio, e faccio riferimento alla progressiva 7241 del RIT 8046 2015. Di questo incontro poi Casamonica Consiglio avvisava anche Baldini Marco, gli dice proprio: noi ci incontriamo, Migliarini testualmente a Baldini, noi ci incontriamo con Enrico tra poco, chiedo scusa, Consiglio a Baldini Marco, noi ci incontriamo con Enrico tra poco. E questa conversazione è la progressiva 7229 del RIT 8046 2015. Diciamo, questa è la prima conversazione tra Consiglio e Baldini dopo. Forse c'è qualche microfono aperto in qualche sito? Sentiamo delle voci femminili. Se per favore potete controllare se avete dei microfoni aperti. Andiamo avanti, vediamo un po'. Prego. Sì. Quindi dicevamo che Casamonica Consiglio rendeva edotto anche Baldini Marco, che dopo vari tentativi rispondeva dalla nuova utenza anche a Casamonica Consiglio, quella a cui abbiamo fatto riferimento prima. Baldini in questa circostanza diceva a Casamonica di non chiamarlo più né su quest'utenza né su quella precedente che aveva in uso, perché comunque continuava sempre a chiamare anche sulla vecchia utenza, e gli assicurava che gli avrebbe fornito un altro numero su cui chiamarlo. Testualmente: non mi chiamare mai più su quel numero lì, ora, oggi, più tardi, verso l'una ti do la scheda, quella nuova, ok? A quello lì non posso più rispondere, è proprio off limit, lo tengo ancora acceso perché è giusto tenerlo acceso e non spegnerlo, non farlo vedere spento, capito? Però non mi chiamare mai più su quella linea lì, poi ti spiego. Relativamente invece alla conversazione che ho citato prima, cioè quella della serata tra Migliarini Enrico, tra Migliarini e Casamonica Consiglio, ovvero la progressiva 7241 del RIT 8046 2015, diciamo, a quella conversazione poco prima ce n'era stata un'altra alle ore 19, faccio riferimento alla conversazione di cui al RIT 8046 2015 progressiva 7313 73 13
È sicuro? Sì. Che a me risulta... Scusate un attimo, deve essere qualche microfono aperto da qualche sito, per cui noi sentiamo un chiacchiericcio. Chiedo agli ufficiali di PG di controllare se c'è qualche microfono aperto, per favore. Sono voci femminili, quindi vengono da una casa circondariale con imputate. Prego, può proseguire. Perché, dicevo, capitano, a me è la telefonata delle 19 questa. Sì. A me risulta progressivo 73-17, non so se è un errore che risulta a me. Sarà un mio rifuso? Un secondo solo. Sì, è il mio rifuso, 7317, RIT 8046-2015, ore 19:00 e 44 secondi. Quindi dicevamo, poco prima di questo incontro tra Casamonica, Consiglio, Rocco e Migliarini, previsto per la serata del 7, viene intercettata una conversazione, la 7317 delle ore 19 del RIT 8046, tra Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio, in cui Migliarini cercava di prendere un po' di tempo per accumulare i soldi richiesti da Casamonica Rocco. Testualmente, fai così con tuo cognato perché lo sa che stiamo lavorando, no, lo chiami tu e gli dici guarda che siamo andati a prendere l'assegno, oggi sono stato io a lavorare con lui. Bestemmia, mannaggia la Madonna, io non so come cazzo devo fare per uscire da sta situazione, se mi danno il tempo di lavorare io li metto da parte i soldi, ma con una settimana in precazione come faccio? Io faccio i lavori da 70 euro a revisione, ma mica chissà che uno c'ha i soldi, bestemmia, ma ci deve dare il tempo, no? Ma io non lo so, bestemmia. L'incontro di Migliarini, Rocco e Consiglio avveniva nei pressi dell'abitazione del Migliarini, come emerge da una successiva conversazione intercorsa tra Migliarini e Casamonica Consiglio. Faccio riferimento al RIT 8046-2015, progressiva 7327 del 7 gennaio 2016. Dal tenore del dialogo emerge che praticamente Casamonica Rocco aveva negato ulteriori proroghe al Migliarini e lui e il Migliarini diceva che non sapeva come fare a recuperare questi soldi perché aveva comunque un debito di 134.000 euro nei confronti dell'erario. C'è una frase testuale da dover riferire che fa comprendere lo stato del Migliarini. Testualmente, me sparasse qualcuno non ce la faccio più. Questa è a che ora ha detto questa conversazione?
La tiro fuori, 73-27. È la 73-27 questa qui. Sì, a me risulta ora 20 e 13. 20 e 13 e 51 secondi. Sì. Alle 6:12 del mattino, cioè quindi a distanza di qualche ora, alle 6:12 del mattino dell'8 gennaio, Migliarini Enrico invia un messaggio a Casa Monica Consiglio dal seguente tenore: Simone, te lo dico come un fratello minore, è l'ultima volta che vado a elemosinare soldi agli amici, sono stato sveglio tutta la notte, ho litigato di brutto, so che tu l'hai fatto per noi, ma io non ce la faccio più, vorrei solo lavorare perché ho milioni di problemi e se lavoro seriamente metto a posto tutto. Capiscimi, altrimenti mi prendo un infarto. So che tu pure stai sotto pressione, ma purtroppo la situazione è così. Speriamo che Enrico mi aiuta. Le intercettazioni dei Migliarini erano scadute. Mi scusi capitano, gli addetti progressivi di questo sì, chiedo scusa. RIT 8046 2015. Questo è un messaggio di testo per cui comprende più progressivi, i progressivi sono 7389, 7390 e 7391. Quindi un sms? Sì, 6 e 12 del mattino dell'8 gennaio del 2016. Le intercettazioni dei Migliarini erano scadute il precedente 3 gennaio, tuttavia la mattina dell'8 Migliarini ha chiamato Casa Monica Consiglio e quindi l'abbiamo intercettata sul RIT di Consiglio che era ancora in corso, da cui si è compreso che Migliarini stava andando all'Aquila per recuperare il denaro da consegnare a Casa Monica Rocco. Durante questa conversazione emerge anche che in precedenza, e comunque diciamo dopo l'incontro della serata, Migliarini aveva avuto un diverbio con Casa Monica Rocco, che all'epoca non era intercettato. Questa conversazione a cui faccio riferimento è la progressiva 7410 del RIT 8046 2015 delle ore 9:48 dell'8 gennaio. Sostanzialmente un breve tratto per far capire insomma che si fa riferimento a Casa Monica Rocco. Quindi Casa Monica Consiglio dice: stavamo quasi per scannarci, ecco oggi è venuta mia suocera e dice che l'hai trattato male, me lo stava dicendo pure mia moglie, dice ma come Enrico l'ha insultato? Enrico, l'ho trattato male? Consiglio, Enrico, a chi ho trattato male? Casa Monica Consiglio, dice a mio cognato. Enrico, io? Casa Monica Consiglio, Enrico, ma nel modo più assoluto, te lo giuro davanti a mio padre, è lui che mi ha detto ah che cazzo, lui alza la voce, quando sta al telefono alza la voce, sai che fa? Alza la voce per farsi sentire dalla madre e la madre sentiva che urlava. Io ho detto che oggi venivo all'Aquila, non gli ho detto niente di che, gli ho detto non mi hanno cambiato un assegno e quello che faccio domani ti do, capisci? Non gli ho detto proprio nel modo guarda ora vengo pure, sto tornando. Casa Monica Consiglio, niente? Enrico, sì, mi ha dato qualcosa, quello che ti avevo detto che pensavo che mi dava. Poi dice, una litigata con mia moglie, ho dovuto, mica ho dormito, cioè dice che praticamente questa storia ha litigato con la moglie, Migliarini. No, ora ci sta tua suocera, vengo pure io a parlare perché basta, io c'ho questa che c'ha paura, i carabinieri, basta, ora ci vengo io a parlare con tua suocera, tranquillo, cioè altrimenti io non ce la faccio più Simone, te lo giuro davanti alla Madonna, nel modo più assoluto, non ce la faccio proprio più. Andando avanti, sempre Migliarini Enrico, Simone tu non c'entri niente, io non c'entro un cazzo, io sto rovinato e tutto quanto oramai, per quel disgraziato, ci ha fregati, ci ha fatto passare, ci ha fregato, cioè io non posso fare niente, io voglio solo lavorare, questa è la prima, poi ho problematiche enormi, disumane, capito? Altre conversazioni da cui emerge il diverbio tra Migliarini Enrico e Casa Monica Rocco sono la progressiva 7502
dell'8 gennaio 2016 delle ore 18.05 al RIT 8046 2015, la progressiva 7531 RIT 8046 2015 delle ore 18.25 sempre dell'8 gennaio 2016. I soldi che Migliarini ha ottenuto dall'amico all'Aquila per pagare Casamonica Rocco veniva poi consegnato direttamente a Casamonica Consiglio nella stessa mattinata dell'8 gennaio del 2016 ed emerge dall'ascolto di una telefonata tra Casamonica Consiglio e Migliarini Enrico sempre dell'8 gennaio 2016 ed è la progressiva 7417 del RIT 8046 2015. Solo quella? E la 7419 sempre del RIT 8046 2015 da cui emerge che i due si stanno incontrando. Siamo all'8 gennaio 2016. L'8 gennaio, come avevamo detto prima, Migliarini Enrico, proprio per il fatto di essere andato all'Aquila a prendere questi soldi per portarli a Casamonica Consiglio, ha una litigata con la moglie Capriotti Katia. E l'8 gennaio 2016 Capriotti Katia prende coraggio e avvia delle conversazioni con Casamonica Consiglio. La prima diciamo è la progressiva 7462 del RIT 8046 2015 in cui Capriotti contatta Consiglio e gli chiede di raggiungerla in officina. Consiglio, appena chiude con Capriotti Katia, chiama subito Migliarini e gli dice: guarda che mi ha chiamato tua moglie. E il Migliarini gli dice: lascia perdere, non parlare con mia moglie. Questa conversazione è la progressiva 7464, sempre del RIT 8046 2015. La Capriotti insiste con Consiglio. Faccio riferimento alla progressiva 7476, RIT 8046 2015. A quel punto c'è una nuova conversazione tra Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio, e faccio riferimento alla progressiva 7483, sempre del RIT 8046, in cui Migliarini dice: vabbè, vai a parlare con la moglie, ma senza dirgli dell'assegno ricevuto dall'amico Enrico, testualmente. Fammi capire una cosa, Enrico, fammi capire una cosa, cioè che ti aveva chiamato Katia, ma tu sei a casa? Consiglio, adesso sì, sto a centro, sono passato, tu mi hai detto di non andare, non ci sono andato. Dopo che se n'è andato, che ha detto quando se n'è andato? Enrico, dopo mi ha chiamato, mi ha detto faccia parlare. Non gli dire dell'assegno, dice Enrico. Casamonica Consiglio non capisce, dice, Enrico dice: non gli dire dell'assegno. Consiglio: ma che sei matto? No, ma posso dire una cosa del genere? No. Enrico: vabbè, arrivaci un attimo, dai, fai finta di niente. Il motivo per il quale, diciamo, Capriotti aveva chiesto un incontro a Consiglio emerge da una conversazione molto lunga, direttamente intercorsa tra la Capriotti e Consiglio, registrata nel primo pomeriggio dell'8 gennaio ed è la progressiva 7486 del RIT 8046 2015. Ora? Un secondo.
15:48. Ok. Quindi insomma perché voleva parlare con Consiglio la Capriotti? Si capisce da questa conversazione? Sì, allora, la Capriotti era consapevole che il marito aveva un debito con Casamonica Consiglio e con altre persone a causa di Marco Baldini. La donna, siccome aveva paura che il marito potesse essere arrestato nei giorni immediatamente successivi perché pendeva un procedimento per una bancarotta fraudolenta, cercava di spiegare a Consiglio che in quei giorni al marito gli servivano i soldi perché comunque doveva affrontare il processo, testualmente. È il motivo per cui ovviamente non poteva darli ai Casamonica. Io non ti sto dicendo che non te li darà, ok, dice Capriotti al Consiglio, però in questo momento bisogna pensare prima che non va a finire là dentro. Io quello che ti voglio dire soltanto è che qua bisogna avere pazienza, forse, perché se succede qualcosa a lui io non posso fare nulla, capisci? Poi continua, dobbiamo farci una chiacchierata su quello che sta succedendo, perché qua non possiamo andare avanti. E lo so Simone, però Simone ascoltami un attimo, te lo dico proprio spassionatamente, Enrico se lo mettono dentro, poi sono finiti i giochi, poi veramente io vado ai carabinieri. Appena sente queste affermazioni Casamonica cerca di non parlare al telefono e dice non parliamo sul telefono, non parliamo così. Guarda, vengo io stasera a casa che ti busso e parliamo un attimo. E Katia dice no, ma io quello che ti devo dire te l'ho detto. Consiglio, lo so, ma non posso parlare sul telefono. E Katia dice ho capito. E Consiglio dice mi sa che non capisci però Katia. E Katia dice vabbè, non ti capisco. No, non hai capito, dice Consiglio, non posso, come te lo devo spiegare? Katia, tu però l'hai capito quello che ti voglio dire? Consiglio, ho capito, tanto è inutile, tanto sa come te lo dico, sul telefono, più parliamo così e più io sto numero devo levarlo, hai capito? Senti Katia, parliamo un attimo, te lo chiedo per cortesia, parliamo un attimo a voce. E prosegue, Katia, a me così mi stai buttando dentro. Quando Katia cerca di chiedere tempo per il pagamento dei soldi del marito verso i Casamonica, Consiglio diceva che non poteva dare dilazioni perché le altre persone coinvolte in questa vicenda non sarebbero state d'accordo. Testualmente. Consiglio, io ho capito, tante persone, io ho capito, però se le persone vengono da me, io che gli devo dire, quelli non è che stanno aspettando i comodi miei, io dei miei non me ne frega niente, hai capito? Ma io come faccio a dire agli altri aspettiamo? Io tempo per gli altri l'ho fatto prendere e quelli mi dicono quanto tempo vuoi e me lo hanno dato. Ma quando Katia poi dice che era meglio ricevere i soldi in ritardo piuttosto che non riceverli proprio, lui dice niente per loro non esiste, perché Katia dice ma altrimenti niente, cioè o meglio niente o meglio qualcosa, fammi capire, e lui risponde niente per loro non esiste, hai capito? E poi diciamo anche se in questa conversazione Capriotti Katia conferma la situazione diciamo finanziaria disastrata in cui insomma l'AutoM versava all'epoca. Testualmente, io non posso starmi ad ammalare per questo stronzo di mio marito, io non mi ci posso ammalare perché mi sta rovinando la vita e sta rovinando anche l'azienda, perché così la stiamo chiudendo, così se lui continua così la chiudiamo. Senta capitano,
Nel commentare questa intercettazione lei ha saltato un passaggio che risulta pure dalla trascrizione peritale, cioè c'è scritto: quando Consiglio sempre si lamenta del fatto che stavano parlando per telefono, e testualmente si legge: devono sapere i cazzi nostri tutti. Può prendere questo passaggio? Allora vado a prendere la testuale. A che punto è della conversazione? Dove ha detto che c'è questa parte testuale? Dopo che lui dice: mi sa che non capisci però, Katia, quello che ha detto lei prima, e vabbè, ti capisco. Un attimo. Non hai capito. Un attimo. Katia, sul telefono, devono sapere i cazzi nostri tutti? Era questa che... Sì, la risposta qual è? Vabbè, ma oramai già lo sanno, ma che cazzo stiamo facendo i ragazzini? Ok, voi avete dato una spiegazione a questa risposta? Cioè, quando la Capriotti dice già lo sanno, avete capito, avete fatto un collegamento a cosa si stava riferendo? Vabbè, ma c'era stata la discussione di Baldini a dicembre del 2015. Il 1° dicembre ha detto lei prima. Vorrei sapere, lei prima ha detto il 1° dicembre viene escluso Baldini, sì. Il 14 dicembre c'è la conversazione con Migliarini in cui dice: se Consiglio non la smette gli dico guarda che è successo A, B, C, D. Vorrei sapere se ci sono delle evidenze da cui risulta che, a differenza del Casamonica, il Migliarini fosse stato reso immediatamente... Migliarini sapeva fosse stato reso? Immediatamente edotto della convocazione di Baldini presso il comando stazione di Frascati e delle ragioni per le quali era stato convocato. Capito? Sì. Ci può indicare? Sì. La progressiva è la 4318 RIT 8263 2015 del 1° dicembre tra Migliarini Enrico e Baldini Marco. Testualmente: Baldini, sto sul treno, sto andando dai carabinieri di Frascati. Migliarini: ah, per quella questione. Baldini: sì.
Quindi questa conversazione che lei ha detto finora fra Capriotti, Katia e Casamonica Consiglio è del pomeriggio dell'8 gennaio 2016. Vorrei sapere se nei giorni successivi avete intercettato altre conversazioni utili. Sì. Il giorno dopo, il 9 gennaio, veniva intercettata una conversazione tra Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio. Faccio riferimento al RIT 8046-2015, progressiva 76-97, da cui emergeva che Enrico e Consiglio si sarebbero incontrati di lì a breve anche con Casamonica Rocco. In questa conversazione Migliarini diceva a Consiglio di aver ritirato con la moglie Capriotti Katia, che gli aveva tolto dalle mani 600 euro di soldi in contanti, testualmente. Con mia moglie, Migliarini Enrico, con mia moglie, lascia perdere, me li ha levati, avevo 600 euro e me li ha levati. Stai buono che mi ci sono messo le mani addosso. Vabbè, lascia stare, dove stai? Dai, dove ci vediamo? Ma che ci dobbiamo vedere con Rocco? Ci parli te con Rocco? A me non mi va, guarda, non mi va, parliamo io e te. Consiglio, no, perché ci deve stare pure lui, capito? Perché una volta per sempre bisogna finire questa cosa qua. Nei giorni successivi Casamonica Consiglio tentava più volte di chiamare Baldini Marco, trovando sempre il telefono spento. Faccio riferimento a questi tentativi di chiamata registrati ai progressivi 7791, 7952, 7984, 7991, 7997, 8086, 8098, 8111, 8130, 8150, 8155, 8167, 8173, 8177, 8183, 8184, 8185, tutti del RIT 8046-2015. Baldini probabilmente, il telefono, in questi tentativi il telefono risultava spento, probabilmente perché nel frattempo il Baldini aveva reperito un altro numero di telefono, come aveva preannunciato a Casamonica con un SMS del precedente 9 gennaio 2016. L'SMS è tracciato al progressivo 7669 del RIT 8046-2015. Il testo è: alle 20 finalmente mi danno l'altro hotel, ti mando un SMS e poi ti chiamo. E arriviamo al 12 gennaio 2016. Casamonica Consiglio che nel frattempo non era stato chiamato dal nuovo numero, dal Baldini, invia sull'utenza, quella irraggiungibile del Baldini, un messaggio in cui gli diceva che si sarebbe fatto trovare fuori gli studi di Canale 5, testualmente: Marco, non preoccuparti, ho risolto io, in caso ci vediamo domenica, questa o la prossima, davanti agli studi di Canale 5 a Milano, ciao Simone. Questa SMS è il progressivo 8200 del RIT 8046-2015. Ci può ridire il progressivo, scusi? 8200. 8200. Questo messaggio di testo. Ma ho risolto io, voi avete capito in che senso, ancorando una sua eventuale risposta a un dato di fatto? Consiglio aveva praticamente cripticamente riferito a Baldini che di aver anticipato lui stesso a suo cognato Casamonica Rocco le somme
che sarebbero dovute essere date dallo stesso Baldini. Ecco, questa sua perché non sembri solo una sua valutazione? Perché c'è una conversazione in cui poi viene riportato proprio questo passaggio, ed è la progressiva 8379 del RIT 8046-2016 del 13 gennaio 2016. E chi sono gli interrogatori? Casamonica Consiglio e Baldini Marco. No, chiedo scusa, Casamonica Consiglio e Migliarini Enrico. Ok. Allora, proseguendo, questo messaggio di Casamonica Consiglio all'utenza irraggiungibile di Baldini Marco, Baldini l'aveva sicuramente letto e ricevuto, e lo aveva stimolato, tant'è che il 13 gennaio Baldini rispondeva a Consiglio. Facciamo riferimento alla progressiva 8301 del RIT 8046-2015. Senza mezzi termini Baldini diceva a Casamonica che non doveva chiamarlo più su quel numero, testualmente. Ah sì, scusi, ma perché mi chiami qua? Me lo doveva Baldini. Casamonica, non ti preoccupare. Baldini, che ti devo spiegare? Casamonica, che ti devo spiegare? Niente, non ti devo spiegare niente, ci vediamo e basta. Allora, dice Baldini, ragiona un attimo Simone. Ma se io faccio così, un motivo c'è. Simone, sì, ma pure io. Baldini, non è che sei un dannato, mi nascondo e dico, oddio, gli devo dare i soldi, non mi faccio vedere. Ti ho dato i numeri che non ha nessun altro, un motivo ci sarà. Allora, se te li voglio dare, ma ti dico, aspetta un secondo, ti richiamo da un numero e ti dico come facciamo. Ho i motivi veri, non è che mi ricampo per aria e che sono un cretino. Io e te, in modo che io e te non abbiamo questioni strane o brutte, siamo persone normali, io ho un debito verso di te perché tu mi hai fatto quella cortesia e ci si deve vedere. Allora però, siccome non mi piace che la gente si faccia i cazzi miei, io ti ho solo detto, perché non è facile uno che prenda una cosa e se la intesti, però ora me lo fanno. Ti dico che ti chiamo e vedrai che le cose si mettono a posto. Poi non mi trova più nessuno, ma io non scappo da te, dice Baldini al Consiglio, perché tu mi hai fatto una cortesia, capito? Non ho motivo di scappare da te. E poi fanno riferimento al discorso di un'altra utenza, cioè che Baldini stava riprendendo un altro numero, per ora ne devo prendere per forza un altro, va bene, ce l'ho pure io un altro, dice Consiglio, un altro numero, perché qui spendo troppo di tariffa, capito? Ce l'ho pure io, però pago pure io, ce l'hai pure te, sì, ho pure io, ce l'ho pure io. Ah, benissimo, allora fai una cosa, dice Baldini, ti chiamo io qui a questo numero da un altro numero perché così spendo troppo, capito? Va bene così, dice Casamonica, così io poi ti mando pure io quell'altro, cioè ti mando quell'altro intendendo il numero. Andiamo avanti. Un secondo, un po' d'acqua. Vedo. Riusciamo a concludere questo argomento No, di Presidente. imputazione? No. No, Presidente, una vicenda molto complessa, mancano Ancora diversi passaggi, va bene. Nel pomeriggio dello stesso giorno, cioè il 13 gennaio, Casamonica Consiglio raccontava a Migliarini Enrico della conversazione, quella di prima, che aveva avuto il Consiglio con Marco Baldini.
Questa conversazione, che è stata tracciata al progressivo 8379 del RIT 8046-2015, è quella che ho evidenziato in premessa sul discorso di 600.000 euro. Cioè sostanzialmente Migliarini quantifica in 600.000 euro la somma pagata per questa vicenda. Testualmente: tu devi sentire Marco, a Migliarini, a Consiglio, tu devi sentire Marco ti deve dare i soldi perché io mi sono rotto le palle di pagare per Marco, mi hanno rubato 600.000 euro. Casamonica, senza replicare, dice e che ti sto dicendo? Ho capito, ma che è colpa mia se ti sei portato quel cane, riferendosi a Baldini Marco. Vabbè, la conversazione questa che l'abbiamo già riletta prima. Sì. Okay. Il 14, quindi il giorno seguente, Baldini Marco contattava Casamonica Consiglio utilizzando effettivamente una nuova utenza, che è la numero 389 60 87 633, che però era intestata a Baldini Marco, era a lui intestata. Questa utenza però non è stata intercettata da noi ed è la prima volta che compare nel flusso delle intercettazioni e risultava già attiva dal 15 giugno del 2015, però mai utilizzata, quantomeno nell'ambito di queste indagini tecniche non era mai comparsa. Quindi questa conversazione, che è tracciata al progressivo 8481 RIT 8046 2015, da questa conversazione emerge che Baldini si trovava a Roma e Consiglio gli chiedeva un incontro per parlare di persona. Testualmente Consiglio: senti, ma ci possiamo incontrare che devo parlarti 2 minuti, perché ti spiego una cosa, devo chiederti una cosa a voce, perché ti posso dire una cosa, capiscimi, perché ecco, sto a casa di mio cugino apposta per questa cosa. E i due in questa conversazione concludevano concordando di vedersi il giorno dopo, il 15 gennaio. Ed in effetti, da alcune conversazioni intercettate la mattina del 15 gennaio, emergeva che Casamonica Consiglio e Baldini Marco si sarebbero incontrati a pranzo in una pizzeria a Piazza del Re di Roma. Le conversazioni di riferimento sono le progressive 8626 e 8678 del RIT 8046 2015. Durante questo incontro sicuramente Casamonica Consiglio e Baldini Marco di persona parlavano del debito del Baldini, tant'è che nei giorni successivi Baldini Marco chiamava Casamonica Consiglio dicendogli che si era attivato per trovare qualche finanziatore disposto a fargli credito, fornendo a garanzia un contratto che il Baldini avrebbe firmato il seguente lunedì. Questa conversazione è la progressiva 8872 RIT 8046 del 16 gennaio 2016. Andiamo avanti? Sì. Passiamo un po' da cambiare, no? Sì. Da altre conversazioni emerge l'esistenza di una cambiale di 300.000 euro che il Baldini aveva sottoscritto in favore dei Migliarini per il debito, per i soldi che comunque aveva ricevuto dallo stesso Migliarini. Partiamo da 2 conversazioni del 18 gennaio, sempre al RIT 8046-2015, le progressive 9284 e 9305, intercorse
tra Baldini e Casamonica Consiglio. Casamonica ovviamente ribadiva di aver bisogno di soldi e si lamentava delle pressioni che riceveva da un cugino e da terzi non meglio indicati, che dal senso generale della conversazione avrebbero aiutato Casamonica Consiglio a tamponare nei confronti di Casamonica Rocco il debito che comunque aveva il Baldini. Baldini racconta, ovviamente in questo momento storico Consiglio intercettato, non sono intercettati né Baldini Marco né Migliarini Enrico, quindi in questa conversazione, la prima 92-84, Baldini Marco racconta a Consiglio anche di una conversazione che il Baldini aveva avuto con Migliarini, durante la quale Migliarini, stanco del fatto che Baldini Marco alla fine è sviante e ha lasciato da solo il Migliarini, il Migliarini avrebbe detto al Baldini che avrebbe posto all'incasso una cambiale dell'importo di 300.000 euro sottoscritta dal Baldini. Testualmente nel racconto Baldini dice a Casamonica Consiglio: ma lo sai che mi ha chiamato Enrico? Gli ho detto lascia perdere, Enrico mi ha detto mi ha chiamato Enrico, mi ha detto che ha una cambiale da 300.000, devo cacciare, gli ho detto ma mettitela nel culo. Baldini avrebbe detto a Migliarini Enrico. Di questa cambiale vi è traccia in una successiva conversazione tra Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio, sempre del 17 gennaio 2016, è la progressiva 90-75 del RIT 80-46 2015. In questa conversazione praticamente in quel momento storico Baldini Marco era emerso che dai media si era capito che dai media si era appreso che Baldini Marco aveva trovato un finanziatore a nome Germano che avrebbe finanziato tutti i debiti in essere del Baldini, e quindi Migliarini più volte in questa conversazione diceva a Consiglio di contattare Baldini per avere il numero di Germano, in modo tale che si potevano mettere in coda anche loro per ricevere i soldi. Testualmente Migliarini a Consiglio: e allora niente, adesso lo chiami, fra un po', ok, lo chiami, ascolta a me, lo chiami, gli dici vabbè niente, ho visto la trasmissione, dammi il numero di Germano, così ci andiamo a parlare tutti quanti, pure con la cambiale, se no quello la perde. Tu dici, lo chiami e gli dici senti, siccome ho sentito Germano, così vediamo, parliamo con Germano senza che facciamo con te, ci mettiamo in lista anche noi. Sei a posto, capito? Ci mettiamo in lista anche noi, ti fai dare il numero da Germano, adesso l'ho detto in televisione, no? Se no gli devo passare la cambiale. Consiglio. Vabbè, tu hai la cambiale sua è giusto. Lasciando intendere che lui non poteva fare la stessa cosa. Poi, sempre sulla cambiale, abbiamo la progressiva 91-76, RIT 80-46 2015 del 18 gennaio 2016. Questa è intercorsa tra Consiglio e Migliarini Enrico. In questa conversazione emergeva l'intenzione dei Migliarini di rivolgersi ad una società di recupero crediti per rivalersi sulla cambiale firmata dal Baldini. Testualmente, cioè quello ti deve dare i soldi, io non ce la faccio da solo Simone, non ce la faccio proprio, non ho soldi, non li ho proprio e non so come pagarmi le cose mie, non lo so, mo sto chiamando un recupero crediti per dargli il recupero credito della cambiale, io non so come fare.
Senta, capitano, anche se questi reati non sono contestati a Casamonica Luciano, vorrei sapere se sullo sfondo di questa vicenda vi emerge comunque la figura di Casamonica Luciano e se sì, in che termini? Sì. Allora, in linea generale sicuramente Casamonica Luciano era a conoscenza del debito in essere di cui stiamo parlando. Poi però ogni volta che dice soprattutto se dice sicuramente ci deve dire le conversazioni, certo. Non sembra una sua valutazione. Sì, no, faccio, infatti ho detto in via preliminare, adesso cito le conversazioni. Le conversazioni di interesse sono state captate tra il 16 e il 18 febbraio 2016. Faccio riferimento alle progressive 13.442, 14.212 e 15.314 del RIT 462-2016. Durante queste conversazioni il Migliarini aggiornava Casamonica Luciano su un incontro con i legali di Baldini Marco. I legali? I legali di Baldini Marco. Quindi mi scusi, le utenze in considerazione sì. Quali erano? Allora, la numero 329 70 49 207, intestata ed in uso a Casamonica Luciano, è in quel momento storico intercettata con RIT 462-2016. 62? 462-2016. E l'utenza ovviamente è quella storica in uso a Migliarini Enrico, che è la 340 32 60 434, quella intestata al figlio. Da queste conversazioni, queste che le ho citato, c'è un passaggio da cui si comprende come lo stesso Casamonica Luciano era coinvolto comunque sempre nel recupero crediti da parte del fratello Consiglio, perché nella conversazione, ad esempio nella 13442, testualmente, Luciano, dove sei andato? Enrico, sto tornando da Padova. Ah, a Padova. Luciano, tutto a posto? Enrico, a Padova, sì, ma sto parlando con tuo fratello, dice Enrico. Altro passaggio, Enrico, dopo vedo quelli là, Dopo vedo quelli di Baldini, dice Enrico a Luciano. Luciano risponde, ho capito. Enrico aggiunge, comunque ho accennato tutto a Simone, mo mi vedo con lui. Luciano, va bene. Enrico dice, domani ci vediamo, dai, domani ci vediamo. E Luciano dice, ci vediamo noi che è meglio, dai. Nello stesso senso la progressiva 15314, prima citata, Luciano Migliarini. Luciano, buonasera dottore. Enrico Migliarini, Luciano, scusa ma stavo facendo una visita e non ti ho richiamato, non ti ho potuto rispondere, ma ha chiamato pure Simone. Io ho fatto quella cosa, te l'ho detto ieri Simone. Luciano, no. Migliarini, mi hanno fatto una proposta. Luciano, ti hanno fatto la proposta? Enrico, sì, una proposta scritta, secondo me è molto vantaggiosa. Luciano, Enrico, guarda, allora fai così, io rientro domani sera tardi, rientro, tu dove stai domani sera? A casa tua o a casa di tuo fratello? Luciano, a casa di mio fratello. E definiscono un incontro. Quindi sicuramente Luciano era a conoscenza. Da altre conversazioni, sempre intercorse tra Migliarini, Enrico e Luciano, emerge
seppur in modo implicito, che Luciano chiedeva soldi a Migliarini Enrico. Faccio riferimento a una conversazione intercorsa l'11 febbraio 2016, la progressiva 9252 del RIT 462 2016, che dopo i saluti, senza un'esplicita richiesta, Migliarini dice a Luciano che era stato contattato anche da Romina, cioè Casamonica Giovannina detta Romina, la sorella di Consigli e di Luciano, aggiungendo che avrebbe potuto dargli una mano la settimana successiva. Devo necessariamente leggere la conversazione. Enrico, pronto? Luciano, oh Enrico, Luciano, come stai? Enrico, come sto? Luciano, raffreddatissimo a pezzi. Oggi ha chiamato pure Romina, la settimana prossima ti posso dare una mano. Risposta di Luciano, la settimana prossima? Enrico, settimana prossima martedì, perché se mi dai un'ora ti richiamo io fra un'ora, però rispondimi. Luciano, vabbè, perché mi stanno. Enrico, che mo sto facendo una cosa all'Aquila, fra un'ora ti chiamo. Luciano, va bene, perché non ce la faccio più. Questa è la testualità della conversazione. Dello stesso tenore anche una successiva conversazione del 22 febbraio 2016, faccio riferimento alla progressiva 17850, sempre del RIT 462 2016. In questa conversazione Migliarini evidenzia a una richiesta di incontro, precisa testualmente, ma tanto possiamo, cioè voglio dire, ci vediamo, prendiamo un caffè, parliamo, però chi ci sente, non sto dicendo niente di illegale. Faccio presente che la parola caffè sarà risentita più volte e anche in altre circostanze con altre persone ritenute offese, perché è un codice di comunicazione associato a denaro. E questa valutazione, che valutazione questa circostanza emergerà in seguito per altri capi di imputazione. Volevo solamente evidenziare di ricordare la parola caffè. Le cito già l'anticipo, per esempio, che questo termine è stato utilizzato da Casamonica Guerrino con Di Bartolomeo Cataldo, detto Baffo, e Di Bartolomeo Luca. E altri. Allora, anticipo che la riprendiamo, magari la dobbiamo necessariamente riprendere dopo in ordine temporale, che dopo l'audizione di Migliarini in procura, e facciamo riferimento al 29 settembre del 2016, 29 settembre 2016, Migliarini, al quale vengono contestate delle conversazioni, vuole parlare con Casamonica Luciano e dice alla moglie: solo con quello posso parlare, solo con lui. Di fatto poi c'è un riscontro, perché c'è un incontro che viene documentato con un servizio di osservazione. Indica solo gli estremi di questa conversazione, tanto poi lo analizzeremo la prossima volta. Sì, è una conversazione tra presenti, registrata all'interno dell'auto BMW allora in uso a Migliarini, del 30 settembre 2016, e della progressiva 47 del RIT 5563 2016. Ok.
Presidente, mi dica lei, vuole che ci fermiamo? Ma nel senso, se ha compiuto, visto che oggi abbiamo cominciato anche molto tardi, se ha compiuto un discorso e possiamo mettere un punto, veda anche un pochino lei in base all'audizione del testo. Se analizziamo solo altre due conversazioni, giusto veramente per mettere il punto, vorrei solo, capitano, se ci indica se ci sono elementi da cui emerge che Migliarini aveva rapporti anche con altri familiari di Casamonica Consiglio, Casamonica Luciano. Sì, facciamo riferimento ai contatti che sono stati intercettati tra Migliarini Enrico e Casamonica Giovannina, detta Romina, all'epoca intestataria ed utilizzatrice dell'utenza 348 91 74 220. Queste conversazioni sono state registrate quando Migliarini era ancora sotto intercettazioni nell'ambito del RIT 8263 del 2015. Il 29 novembre 2015, avendo urgenza di denaro liquido, Migliarini contatta Giovannina, la progressiva è la 3064 del RIT 8263 2015. E le chiedeva un prestito di 500 euro, promettendo che l'indomani gliene avrebbe restituiti 700 e giustificando gli interessi sul capitale, che sono per un giorno solo il 40%, come un regalo. Da questa conversazione si comprende che Giovannina si sarebbe rivolta a terzi indicati come gli amici nostri, testualmente Migliarini, 500 euro e ti do 200 euro domani, perché tanto con gli amici nostri chi ce lo fa meno? Nessuno, nessuno, sì. Giovannina risponde che ci avrebbe pensato un attimo e poi gli avrebbe fatto sapere. Dopo qualche minuto, 17:13 la conversazione questa di cui ho fatto riferimento prima, e 17:32 c'è la risposta. Giovannina chiama Migliarini e dice di non aver trovato nessuno a prestargli il denaro perché non si fidavano del Migliarini. RIT progressiva, l'ha detto? Progressiva 3082, RIT 8263 2015 delle ore 17:32 del 29 novembre 2015. Testualmente, Giovannina, niente, io ci ho messo tutta la buona volontà, quando te lo dico io non ci credi. Migliarini, ma non ho capito, ma perché non si fidano? Giovannina, no, bravo. Enrico, che cazzo con me? Vabbè, ok, tranquilla, va bene, non ti preoccupare, che vado all'Aquila, dai. Presidente, io mi fermerei qui per così ho anche il tempo per illustrare la produzione documentaria che vorrei fare e proseguiamo alla prossima. Va bene, allora riaggiorniamo l'udienza per il test al giovedì prossimo. Io, Pubblico Ministero, la volta scorsa la Presidente, per quanto riguarda l'organigramma familiare di Casamonica, aveva chiesto una stampa un po' più leggibile e l'ho preparata. Va bene, allora le chiediamo l'acquisizione. Il testimone produce una nuova copia dell'albero genealogico illustrato alla scorsa udienza, Dottore, che nulla osservando le parti viene acquisito al fascicolo del dibattimento. di Giuseppe. No, era per il Tribunale. Le foto di Casamonica Giuseppe. Sì, è una copia un po' a caratteri un po' più grandi. No, va bene. Ok. Presidente, mi perdoni, è da Trani, ho bisogno di una cortesia se possibile, siccome ha disposto il rinvio per giovedì prossimo, si intende per dopodomani presumo, giusto? Sì, certo, sì. Un'altra cortesia se possibile.
Se possibile, Presidente, un'altra cortesia. Il detenuto qui presente, Casamonica Emanuele, prima faceva riferimento ad un calendario, ma è quello che credo di aver capito anche dalle interlocuzioni con i legali, un calendario già fissato da lei per udienze non solo relative a giovedì ma anche nel prosieguo. Se fosse possibile trasmettere il calendario a tutte le sedi penitenziarie coinvolte nelle udienze, in maniera tale da programmare tutte le attività degli uffici, perché qui a Trani non lo abbiamo. In realtà l'abbiamo già fatto, comunque ve lo invieremo se voi per qualche motivo ne siete sprovvisti, va bene? Trani. Gentilissimo, sì, Presidente, grazie. Va bene, ancora non abbiamo però finito, perché finiamo con il test ma stiamo con un attimo con l'udienza, no, per voi, per gli imputati se vogliono rimanere. Quindi al Capitano ci aggiorniamo per giovedì prossimo 14. Prego, Pubblico Ministero. Sì, Presidente, innanzitutto devo correggere un errore materiale nell'indicazione di un numero RIT che riguarda due progressivi, progressivo 1653 e progressivo 1659. Ne avevamo chiesto la trascrizione con riferimento al RIT 5289, in realtà il numero esatto è il 6100. Cioè il RIT è 6100? Sì, e non 5829, era un errore materiale, i periti sono già stati notiziati, ho fatto masterizzare i CD giusti, insomma, però... Okay, allora mettiamo a verbale allora, che il Pubblico Ministero precisa in relazione alla richiesta di trascrizione di intercettazioni che i progressivi 1653 e 1659, originariamente indicati come relativi al RIT 5829, sì, devono intendersi come relativi al RIT 6100. Sì. Barra 15. Ma l'anno non me l'hanno indicato, quindi credo fosse solo un problema di numero, non di anno, Presidente. Il RIT 6100. Sì, l'anno deve essere uguale. Quindi l'anno di riferimento rimane quello originariamente indicato, adesso poi lo controlleremo nella richiesta, va bene? Sì, è già corretto, io lo volevo formalizzare perché... E quindi diamo atto che il Ministero rappresenta di aver proceduto alla correzione dell'indicazione anche nella consegna ai periti dei supporti relativi. Sì. Prego. Poi Presidente, ho un'introduzione documentale che illustro velocemente. Come al solito è divisa in parti, la prima sono sentenze passate in giudicato, sono sentenze relative al processo Suburbe nei confronti di Spada Ottavio più 6, definito con sentenza del Tribunale di Roma del 4/10/2017, definitiva il 30 marzo 2020. La rilevanza di questa produzione è connessa a quella già fatta nelle precedenti udienze, cioè a noi serve ricostruire nei termini in cui sarà possibile fare in questo procedimento il contesto mafioso di Ostia per poi comprendere appieno il significato di quella conversazione intercettata all'interno del ristorante di Grottaferrata fra il defunto Piscitelli Fabrizio detto Diabolic, il nostro Casamonica Salvatore classe 76, l'avvocato Lucia Gargano e un soggetto interposto. Ho già fatto la richiesta di prova nel corso dell'altra udienza, ho già anticipato che, come vedrete, si tratta di una vera e propria trattativa per definire una pax mafiosa fra gli Spada e un gruppo contrapposto agli Spada a Ostia in quel momento storico. In quella trattativa, in quella conversazione, gli interessi degli Spada vengono rappresentati da Casamonica Salvatore classe 76, gli interessi del gruppo avverso da Piscitelli Fabrizio. Ovviamente per comprendere tutto bisogna ricostruire un po' il contesto, non lo possiamo fare in questo processo, per fortuna anche in questo distretto cominciano ad esserci sentenze definitive per procedimenti di questo tipo, una di queste è quella relativa al processo Suburbe, sono una serie di estorsioni aggravate dal metodo mafioso commesse da una serie di esponenti del clan Spada, fra i quali Spada Ottavio detto Marco, che è lo stesso Spada Ottavio di cui, come vedrete, si parlerà in quella conversazione a Grottaferrata. E questa è la prima.
La seconda riguarda Spada Carmine, detto Romoletto. Questo è ritenuto l'elemento di vertice del clan Spada. Questa è una sentenza definitiva il 30 gennaio 2020. Spada Carmine, detto Romoletto, è stato condannato per un'estorsione aggravata del metodo mafioso commessa in concorso con Belletti Emiliano ai danni di Baglioni Adriano. La rilevanza della produzione è la medesima, per cui non mi ripeto. La terza è una sentenza che completa la produzione della precedente udienza. Noi nella precedente udienza avevamo prodotto tutta una serie di sentenze definitive che riguardano il procedimento noto come Nuova Alba, che è il primo processo di mafia a Ostia definito con sentenza definitiva, è quello che riguarda i fasciani alleati degli Spada. Quella che produco oggi è la sentenza della Corte di Cassazione, che era stata già pronunciata a marzo 2020 quando ho fatto l'altra produzione, ma non era stata ancora depositata. La sentenza è del 29/11/2019, ora è stata depositata, ne chiedo l'acquisizione. Queste sono le sentenze definitive, quindi la produzione ex articolo 238 bis. Produzione documentale. La prima, il primo documento che intendo produrre è un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro il 12 dicembre 2019 nei confronti di Valenzise Salvatore più 332. Questa è un'ordinanza famosa, fra virgolette, è la maxi operazione che ha eseguito la DDA di Catanzaro nel dicembre del 2019 nei confronti di una serie di cosche di 'ndrangheta del Vibonese che sono state letteralmente decapitate con questa ordinanza. La più importante di queste è quella dei Mancuso. E voglio produrre questa ordinanza, che ovviamente ha il valore di un documento, ma intendo produrla perché uno dei destinatari dell'ordinanza è Valenzise Salvatore, detto Sigaretta, che è un soggetto di cui ha parlato il collaboratore Fazzani Massimiliano 5 anni prima, lo aveva detto che era vicino ai Mancuso, 5 anni dopo il GIP di Catanzaro gli ha dato ragione. A me interessa documentare questo dato. Sempre come documento chiedo l'acquisizione del decreto di confisca definitivo nei confronti di Nicoletti Enrico più 2, Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione 15/11/96, e il decreto in materia di misure di prevenzione citato dal capitano Lo Iacono nel corso della precedente udienza. Terza produzione documentale, sempre come 234, la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Roma nel troncone di questo procedimento che si è celebrato con rito abbreviato. La sentenza è stata depositata del 20 dicembre 2019 e ne chiediamo l'acquisizione. Quarta richiesta, nella precedente udienza ho prodotto il dispositivo dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nei confronti di Casamonica Salvatore classe 76 per la vicenda sempre della Pax mafiosa, è stata depositata l'ordinanza, ne chiedo l'acquisizione. Poi c'è una produzione, Presidente, interessante, nel senso che, come il Tribunale ricorderà, nel corso della deposizione del collaboratore di giustizia Deborah Cerreoni era venuta fuori, era emersa l'esistenza di una patologia genetica da parte della collaboratrice. Questo ufficio ha chiesto informazioni al servizio centrale, ha chiesto di sapere se il servizio centrale fosse stato notiziato, ha chiesto di sapere in caso affermativo quale fosse l'evoluzione della patologia e se fosse monitorata. Il servizio ci ha risposto con una prima nota in cui attesta che immediatamente in occasione della prima intervista la Cerreoni ha informato il servizio dell'esistenza della patologia, ha comunicato che la Cerreoni è seguita da quel periodo, ci ha trasmesso un recente certificato redatto da un responsabile del servizio di neurologia, perché è una patologia neurologica che riguarda la Cerreoni, e quindi tutto questo noi intendiamo ovviamente produrlo, anche perché era stato fra l'altro, fra virgolette, sollecitato anche dalle difese un accertamento di questo tipo. Sono contento di poterlo accontentare, per cui ne chiedo l'acquisizione. Poi produciamo il contratto di compravendita citato dal capitano Lo Iacono nel corso della precedente discussione, riguarda la vicenda L'Abiso. Il contratto di compravendita è quello del 28 giugno 2012 fra l'Abiso Marco come parte venditrice e Restivo Emanuele come parte acquirente, e ha oggetto l'immobile
sito in Roma in via delle Cave numero 45, questa è la casa che, insomma, per farla breve, secondo l'accusa l'avviso ho dovuto vendere perché era sotto usura e sotto estorsione da parte di alcuni degli odierni imputati. Poi ci sono una serie di documenti che riguardano la vicenda Sanità Ernesto, citati proprio oggi dal Teste e lo Iacono, che in ordine cronologico la richiesta avanzata dal Comando di Polizia di Roma Capitale l'11 novembre 2013 all'Ater di Roma relativa all'immobile sito in Roma in via dell'Acquamarcia 12, la risposta con denuncia fatta il 10-12-2013 dall'Ater al Comando di Polizia Municipale, le comunicazioni dell'ACEA relative alle utenze elettriche dell'abitazione, sempre quella via dell'Acquamarcia numero 12. Poi lista delle comparse del film Suburra, citata nella precedente udienza, visto che hanno un reddito lecito, risulta che è quello di comparsa nel film Suburra per Spada Ottavio detto Ciccillo, lo ha citato il capitano e lo produciamo. E poi altra cosa rilevante sono gli appunti manoscritti sequestrati a Spada Domenico detto Vulcano in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza del 26 giugno 2018, eseguita il 17 luglio 2018, in occasione della perquisizione a Spada Domenico sono stati rinvenuti e sequestrati dei documenti manoscritti su cui appuntava delle somme di denaro, in gran parte accanto c'era scritto Ciccillo. Il capitano nel corso della precedente udienza ha dato la spiegazione, almeno dal suo punto di vista, anche dal nostro veramente, di quegli appunti, per cui ne chiediamo l'acquisizione. Queste, diciamo, le produzioni documentali. Poi purtroppo dobbiamo registrare un elemento di novità, cioè abbiamo eseguito una verifica anagrafica presso l'ufficio di Roma Capitale. Sanità Ernesto, persona offesa del delitto di cui è il capo H, è deceduto in data 18/1/2020. Per cui, ai sensi dell'articolo 512, essendo oggettivamente divenute irripetibili la prova testimoniale che avevamo richiesto, chiediamo l'acquisizione dei seguenti atti: verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Sanità Ernesto al comando Carabinieri di Frascati del 26 maggio 2016. A questo verbale sono allegati la denuncia che in quell'occasione ha portato brevi mano il Sanità Ernesto ai Carabinieri, che è la denuncia che aveva presentato al commissariato Sant'Ippolito il 20 giugno del 2007 e là era rimasta, poi lo dimostreremo anche in altro modo, e l'album fotografico esibito a Sanità Ernesto in quella circostanza. Infine chiediamo l'acquisizione del verbale di assunzione di informazioni reso da Sanità Ernesto al pubblico ministero il 28 marzo del 2017, anche qui con allegato album fotografico esibito durante l'atto istruttorio. Come al solito la produzione è indicizzata, come al solito le sentenze e le ordinanze più grosse le abbiamo messe sul supporto informatico in PDF, quindi insomma ne chiediamo l'acquisizione. Queste sono le richieste del pubblico ministero. Va bene, volete interloquire per la prossima udienza? Forse Presidente sì, è meglio. Se magari il pubblico ministero ci fa la cortesia di una copia informale dell'indice in modo tale da potercela Magari vedere lo possiamo con tirare calma. qua, perché non credo che l'SCM possa... Possiamo farla direttamente qua, una fotocopia? Mette sul TIAP la nostra Angela. Faccio la foto? Non lo so, guarda. Bellissimo. Fai una foto. Vabbè, è correttiva, però una foto. Allora, se adesso facciamo una fotocopia gliela diamo all'avvocato che era l'unico che la voleva. Forse possiamo fare così, visto che qua non possiamo utilizzare quell'elenco mail. Così magari all'inizio della prossima udienza le parti interloquiscono questa produzione, così il Tribunale per l'udienza successiva, se non so se ci riusciamo per la prossima, scegliamo la riserva anche sulla produzione precedente, perché sulla produzione precedente poi siamo rimasti in sospeso per la sospensione improvvisa e quindi non abbiamo provveduto, d'accordo? Sì. Se volete una fotocopia informale dell'indice la possiamo fare qui, adesso la facciamo, grazie, va bene? sì, poi ce la giriamo. Io direi che l'udienza la cominciamo alle 9:30, però visto le novità di oggi, che dobbiamo in realtà essere noi un po' più, come dire, operativi sulla verifica, insomma io
verremo qui un po' prima noi delle 9:30, quindi diciamo in modo che per le 9:30 però se facciamo la chiamata ecco ci siamo tutti, d'accordo? Sì. Va bene. Allora, capitano, lei può tornare, può venire tranquillamente dalle 10 in poi perché tanto dalle 9:30 devo fare la chiamata di tutte le parti, quindi è inutile che viene per le 9:30, venga tranquillamente dalle 10, d'accordo? Allora, si dispone il ripristino quindi del collegamento mediante videoconferenza con le modalità di oggi per la prossima udienza 14 maggio ore 9:30. L'udienza è tolta. Presidente, chiedo scusa, un'ultima cosa velocemente. Avevo formulato un'istanza per Casamonica Enrico per una visita specialistica ai sensi dell'articolo 11. Scusate un attimo di silenzio, se no non riusciamo a sentire il collega, prego. Dicevo, prima che succedesse tutta questa baraonda sanitaria, avevo formulato un'istanza per Casamonica Enrico per una visita specialistica ai sensi dell'articolo 11, una visita... Guardi, avvocato, noi le istanze che sono pervenute, perlomeno a noi, sono state tutte evase. Non so, questa istanza di cui lei parla non ne ho proprio... No, perché siccome so che la visita non è stata ancora eseguita, volevo sapere... Ma forse ha fatto un'istanza all'istituto? No, a lei, a voi come giudice? Ma da noi, guardi, noi in realtà non dovete farla neanche a noi perché è una questione sanitaria, se poi viene validata come diciamo così da eseguirsi, al più ci chiedono un'autorizzazione ex articolo 11 qualora si debba uscire dalla struttura penitenziaria, però no, guardi veramente la riproponga allora avvocato perché io non ho memoria di istanze pendenti, le abbiamo evase tutte giornalmente, quindi... Non lo so. Siccome non ho potuto controllare in cancelleria per i noti motivi... No, ma senza che controlla, allora conviene, perché io non ho memoria di questa istanza e tutto quello che è pervenuto l'abbiamo sempre validato, però diciamo l'istanza deve venire dalla direzione sanitaria, capito? No, l'avevo fatta su sollecitazione dell'istituto che chiedeva anche il nulla osta dell'autorità giudicante. Allora o si è perso qualcosa per strada oppure l'abbiamo evasa e non ne ho memoria adesso, io non c'è nulla di pendente comunque. Ok. Quindi magari conviene mandare una mail in cancelleria, controlliamo e poi senza che accedi in cancelleria, non c'è bisogno che venga. Se lei ha il riferimento della sua istanza ce la riproponga, così verifichiamo che cosa eventualmente è successo, d'accordo? Grazie. Arrivederci.